fashion che ci viene anche data dalla Rossi Moda, dalla Cristina Rossi, quindi iniziamo con la loro disponibilità. Questo evento che inizia ora è un evento nell'ambito della settimana digitale, sentite forse? Sì. La settimana digitale Digital Meet. Sapete che nel Veneto, nel nord-est, dalla Slovenia al Trentino al Veneto, si organizza questa settimana di sensibilizzazione sui temi del digitale, internet, la conciliazione della società, nel lavoro, nello studio. Devo qui anche il presidente della Fondazione Comunica che ha organizzato questo evento, lo teniamo con il suo pensiero e il suo saluto, e nell'ambito di questa settimana questo è l'evento che abbiamo organizzato sul tema del fashion, della moda. Abbiamo pensato a un evento diverso dal solito, invece che chiamare degli specialisti che ci raccontano delle cose, abbiamo pensato di fare una cosa al contrario. Abbiamo comunque raccolto degli specialisti del settore moda, del settore internet, quindi dei massimi esperti, poi vi verranno presentati, però vorremmo che foste voi a condurre queste 2 ore. Cioè, in sostanza, ci piacerebbe, siamo già venuti presso alcune scuole, che voi aveste delle domande, delle curiosità, delle cose da proporre ai nostri relatori per capire i giovani, il lavoro, la moda, internet, cosa cambia, tutto quello che vi passa per la vita. Ecco, ringraziamo quindi le scuole che hanno aderito. Abbiamo qui alcune scuole che sono venute organizzando, sacrificando sul orario. I direttori didattici ci hanno dato disponibilità. Abbiamo l'Istituto Luzza di Padova, abbiamo il Santo Bertini di San Piero, abbiamo l'Università IUSVE di Venezia, abbiamo il TS Cosmo, abbiamo il Politecnico Calzapuliero e il Liceo Artistico Fanoli non è potuto venire, ma è con noi in qualche modo collegato, e poi anche altre persone si sono aggiunte qui in sala, persone studenti, curiosi, simpatizzanti, sono qui tra noi interessati a seguire questo evento. Questo è un evento, come dicevo, interattivo, è un evento che è anche online. Noi abbiamo un sito ufficiale del sistema moda, che è questo qui, innovazionemoda.org. Se entrate anche adesso in questo sito c'è l'indicazione della pagina Facebook in cui in diretta c'è una copertura live di quello che succede, c'è una pagina streaming, grazie al nostro tecnico Nicola Tavellari disponibile, abbiamo una presa video streaming che poi verrà anche resa disponibile su YouTube successivamente, e quindi l'evento può essere seguito in diretta. Bene, a questo punto ringraziamo tutti i partecipanti, nota di servizio, quindi ora io tra un po' faccio partire l'evento che si svilupperà con il governante giornalista Paolo Piacenza, che poi vi presento meglio, e andremo avanti fino circa alle 12. Poi a quell'ora, per gli interessati che già hanno dato manifestazione di interesse o che vorranno farlo, si potrà visitare l'annesso Museo della Calzatura che sta qui nello stabile annesso. Ma niente, direi a questo punto io chiamerei il presidente della Fondazione Comunica Gianni Poppi, che è qui con noi, che ha organizzato questa settimana per il suo saluto, il suo pensiero. Gianni, se vuoi noi un attimo lanciare questo evento. Allora, buongiorno. La cosa bella è che in sala si supera il digital divide, sono tanti giovani, ma ci sono anche quelli over 50, come sottoscritto, e questo è molto bello, perché lo scopo, come ha ben detto Walter Macoli, che ringrazio, lo scopo di questa mattinata è di Digital Meet, che inizia oggi e termina, potete vedere il programma su www.digitalmeet.it di tutti gli altri appuntamenti. Infatti mi scuso, ma correrò quello di Venezia che inizia alle 11. È quello di portare la cultura del digitale, alfabetizzare il sistema, mettetela come volete. Per cosa? Vi cito una ricerca di 2 importanti economisti indiani che qualche mese fa hanno analizzato il sistema americano. Ogni posto di lavoro, senza offesa per un tassista, quindi spero che nessuno si offenda qui, il tassista produce un posto di lavoro per se stesso e finisce lì. Viceversa, ogni posto di lavoro creato nell'high tech, nelle nuove tecnologie, nel digitale, ne produce nel periodo almeno 5. Questo cosa vuol dire? Che se noi riusciamo a mettere insieme il sistema manifatturiero con quella che oggi chiamiamo la manifattura digitale, e un esempio molto bello, sono stato a visitare il Politecnico Calzapuliero, vedo il direttore Pescaro, un saluto, ecco, lì c'è un esempio, ho visto una stampante 3D che lavora una notte intera e ti viene fuori già il modellino con una scarpa. Questo Faber Lab, chiamatelo come volete, qui in prima fila c'è Stefano Peruzzi, se la vorrà coinvolto, che sta lavorando una innovativa app, secondo me rivoluzionaria per certi versi,
sul fashion che stanno costruendo tra Londra, Cincinnati e Padova. Ecco. Però c'è un parterre duale, voglio entrare nel merito della mattinata, saluto Sara Bellini e tutti gli altri autorevoli interlocutori. Il messaggio che volevo dare, e chiudo, è quello di portare questa cultura del digitale per unire le generazioni, per alfabetizzare il sistema, perché ne ha bisogno tutto il sistema industriale produttivo del nostro Veneto, compreso anche quello del fashion. Grazie. Grazie Gianni. Allora, prima di iniziare i lavori, vi dicevo che questo è un convegno particolare, è un convegno interattivo, non ce lo siamo inventati noi, questa è una formula che esiste già nel mondo, è una formula che adesso è una formula codificata, questo che si chiama BOF, è un Birds of a Feather. Io chiamerei qui accanto a me alcuni studenti dell'Università Juve che ci spiegano un pochino meglio che cosa sono queste BOF, di cui questa che abbiamo oggi è una rappresentazione. Per cui invito gli studenti dello Juve che ci spiegano in qualche minuto che cosa sono queste BOF e dopodiché andiamo. Ciao a tutti, vi spiego brevemente chi siamo. Siamo studenti dello IUSVE, che è l'Università dei Salesiani a Mestre. L'Università dei Salesiani è appunto diretta dai Salesiani di Don Bosco. Quella di Mestre è la sede distaccata dell'Università di Roma. E il nostro corso magistrale è Web Marketing e Digital Communication. Il nostro corso prevede un numero chiuso e questo fa sì che, essendo pochi, in classe abbiamo un rapporto umano e diretto non solo tra di noi studenti ma anche con i professori, che sono prima di tutto delle figure che vengono dal mondo del lavoro e quindi prese tra i migliori nel proprio campo. Quindi questo ci permette di lavorare non solo con tanta teoria ma anche con la pratica. Ci sono tanti laboratori infatti, dove possiamo mettere subito la nostra creatività al servizio di progetti veri e propri di web communication. Questo pensiamo che sia un punto di forza del nostro corso, che si ispira al modello americano, dell'università americana, che quindi vuol far collegare con un ponte gli studenti, i giovani studenti e il mondo del lavoro. Infatti molte università, molte aziende già da diversi anni collaborano con la nostra università e quindi questo fa sì che noi apprendiamo tante nozioni teoriche ma con un grande sostegno pratico per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro. Vi ringrazio e lascio la parola alla mia collega. Ciao a tutti, io sono Sara, collega di Costanza e vi spiegherò brevemente, senza annoiarvi, da dove deriva il termine BOF e cosa significa. Allora, il termine BOF, Bird Not a Feather, deriva dal proverbio anglo-americano Bird Not a Feather Flock Together, che in italiano può essere ben rappresentato dal proverbio di olifavole a coppia, piuttosto che ogni simile ama il suo simile, ma sta a indicare un insieme di persone con interessi comuni che si aggregano in gruppi simili omogenei al loro interno. Gli eventi BOF nascono in California all'interno di ambienti internet, anche se non è stata riportata una datazione certa di origine di questo tipo di eventi. Possiamo però associarli ai primi anni 80 alle conferenze DECUS e per i tecnici Critics. Attualmente, accanto alle virtuali track keynote, vengono abitualmente allestiti spazi fisici e temporali che vengono appunto dedicati a spontanei BOF tra i partecipanti. Quello di oggi sarà uno dei primi BOF organizzati in Italia e questo lo rende un evento davvero unico. Concretamente vi starete chiedendo voi ma cosa sono questi BOF? I BOF sono una tipologia atipica e innovativa di conferenza che è rappresentata da gruppi informali di persone, sessioni interattive senza alcun tipo di vincolo o di scaletta predefinita che forniscono ai partecipanti un luogo dinamico e interattivo dove poter dialogare liberamente su tematiche di interesse comune. Il dibattito viene innescato proprio da voi che siete il pubblico, ponendo ai nostri esponenti di spicco alcuni quesiti spinosi piuttosto che semplici curiosità. La conversazione quindi viene generata e guidata da voi e poi andrà a propagarsi in maniera fluida, in maniera spontanea, come un vero e proprio insieme di
idee ma anche di perplessità che voi potete esporre ai nostri relatori. È un vero e proprio un confronto aperto e libero, è un ping pong di domande e risposte senza nessun tipo di timore. Partecipare un po' è un botto, quindi concludendo, è sia assimilare un bagaglio di prospettive differenti da integrare tra loro, ma anche vivere una vera e propria esperienza, un'esperienza di condivisione da poter trasformare in opportunità. Quindi, che dire, coraggio, e adesso tocca a voi. Ringraziamo il studente Giusto per questa spiegazione. Avete capito cosa sono questi BOF, ora sta a voi. Già alcuni di voi ci hanno manifestato le prime domande, potete farle anche adesso in diretta, che avete sui canali dedicati, e poi tra un po' vi verrà data la parola, verrà fatto girare il microfono, non abbiate timore, lanciate qualche domanda, se la parola apposta. A questo punto io lascio la parola a Paolo Piacenza, giornalista, coordinatore editoriale di Op Economics, un collaboratore del Sole 24 Ore, ed è qui in qualità di moderatore di questa iniziativa. Fatti la parola a Paolo. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti da parte mia. Mi sentite? Chi è che è nato nel 95 o prima del 95? Alzate la mano. Questa è una sala di nativi digitali, mentre noi, tutti noi, chi più chi meno, siamo degli immigrati. Gli immigrati e gli immigrati, nel senso che ancora non abbiamo compiuto completamente la migrazione, ovviamente digitale. Questo è un concetto importante, perché vuol dire che ormai si ha una certa consapevolezza culturale del fatto che è successo qualche cosa che sta cambiando radicalmente il mondo. Noi pensiamo che il digitale sia tecnologia, sbagliato. Il digitale non è tecnologia, il digitale è una straordinaria, enorme, immensa rivoluzione culturale. Recentemente, andatevelo a vedere perché è una meraviglia, la Knight Foundation, che è una società, è la fondazione della più antica università americana del giornalismo, che parla di ma non vorrei dire una stupidaggine, è la fondazione per l'innovazione sul giornalismo, ha fatto un bellissimo sito, paper, chiamatelo come volete, una roba meravigliosa, che si chiama Searchlights and Sunglasses, ed è un testo di Eric Newton, che è il direttore della fondazione, in cui racconta come il digitale sta trasformando, cambiando, sì, magari lo ci serve, noi dobbiamo essere interattivi, bisogna essere anche interattivi, però magari basta una frase. Dicevo, Eric Newton ha raccontato questa rivoluzione digitale e il suo impatto ovviamente fortissimo sul mondo della comunicazione. In particolare lui parte da una di queste cose che fanno gli americani, sono molto bravi a prendere anche la storia per macro tempi. Individua 4 momenti nella storia della comunicazione umana, cioè da quando l'uomo esiste come tale. Il primo momento è il momento visuale. 1-2 milioni di anni fa, prima di imparare a parlare, abbiamo disegnato, i nostri anni hanno disegnato delle figure che noi abbiamo ritrovato. Poi 100.000 anni fa, ovviamente la rivoluzione del linguaggio. Abbiamo cominciato a non dire A o U quando vedevamo delle cose, ma a formulare delle parole. Poi la rivoluzione, e le parole sono diventate parole bilingue, no? Poi la rivoluzione, anche questa straordinaria, molto più vicina a noi, i tempi si accorciano via via, che è quella dei mass media, 1455, no? La letteratura che dalla carta passa a una riproducibilità in serie grazie all'internet. Infine, 91-95, chi dice 91, c'è chi dice 95, ma è giusto una convenzione lasciano tempo di trono, per trovare una data di partenza, la rivoluzione digitale. E la rivoluzione digitale appunto è una rivoluzione culturale che sta trasformando tutto il nostro contesto. Per dire, il mio mestiere è uscito piuttosto male, abbastanza. Voi sapete che i guadagni del settore
del settore dell'editoria si sono fermati al 2006 e non saranno mai così alti. Cioè il punto più alto è stato toccato nel 2006, pubblicità come nel 2006 non si toccherà mai. È cambiato il mondo, sta cambiando tutto. È cambiato anche sul piano dei nostri comportamenti, per questo non è una cosa che riguarda solo la vita professionale. Facebook è un pezzo importante di questa rivoluzione, Facebook e gli altri social network. Perché ha costruito quello che i sociologi sono subito affrettati a individuare non come delle comunità virtuali, come scrivevamo noi giornalisti ignoranti all'inizio, ma delle comunità appunto, perché se due persone comunicano esiste una comunità. Se su due persone si mettono in relazione esiste una comunità. Allora questo è il contesto in cui siamo inseriti. Però noi siamo sempre noi abbiamo sempre delle storie. Io faccio il giornalista, le persone che sono qua hanno delle storie importanti, particolari per gli argomenti di cui parliamo oggi: il fashion e il digital, le prospettive, il cambiamento di questo che il digitale sta portando nel settore del fashion, anche nel settore del fashion, rispetto al mondo del lavoro. Allora, la prima cosa da fare è conoscere le persone che avete di fronte. Allora, per conoscerle abbiamo chiesto loro di presentarsi da sole, no? Una avvertenza: sentirete ogni tanto che magari qualcuno di loro dice una cosa. Apple? Sì o no? Sono liberi. Magari ci sono qualche libro che non è perché questa mattina non voglio fare una conversazione, ma perché abbiamo provato a giocare qualcuno di loro con il questionario di Proust. Sapete cos'è? Chi sa cos'è il questionario di Proust? È un modo, allora ve lo date a vedere, è un modo interessante per conoscere, per individuare i tratti della personalità di una persona e chiedere le cose così, molto, molto diverse, in molto diversi, ma che delineano una storia, un'individualità, una personalità. Allora facciamo così, se vi va bene, in fila, e poi dopo andiamo andiamo invece a parlare dell'argomento di oggi. Prima cominciamo con la professoressa Silvia Della. Allora, buongiorno a tutti, professoressa, sono insegnante, per cui rappresento un po' la parte più rigida e più istituzionale dell'attentato. E rigida perché sappiamo insomma, che nella scuola siamo costretti da una serie di paletti o comunque da imposizioni che ci provengono dall'alto. Seguo all'interno dell'istituto Luzza, mi insegno, seguo sia l'insegnamento all'interno delle classi in modo tradizionale, per cui l'insegnamento di laboratorio, tutta la parte professionalizzante, però mi occupo per la maggior parte di tutto ciò che sono invece i collegamenti che la scuola deve, e ripeto deve, avere con il territorio, con le aziende, con le associazioni di categoria. È per questo che effettivamente Walter Macoli ha voluto sedermi qua, anche se io sinceramente non avevo una gran voglia. Questo è importante, dico deve, perché la scuola ormai è cambiata, non è cambiata, ha avuto una trasformazione epocale negli ultimi 10 anni, sia per quel che riguarda la struttura del curricolo, che è completamente cambiato, perché le ore di pratica si sono diminuite, si è dato più spazio alla parte di area comune, di area culturale, per cui per certi versi anche la specifica dei percorsi di moda nella nostra fattispecie all'interno del nostro istituto abbiamo sia professionale che tecnico della moda, ma anche un percorso post diploma. Ci sono appunto alcuni ragazzi dell'ITS, del Cosmo. Dicevo appunto, la scuola deve mantenere questi rapporti perché ormai anche per la scuola il fatto di essere in collegamento continuo con il territorio è diventato un obbligo, proprio per dare ai ragazzi queste opportunità e comunque un valore aggiunto che è proprio dato da far entrare, dalla possibilità di far entrare nella scuola le aziende. Prima parlavo appunto con alcune
aziende, e dicevo proprio che noi abbiamo assolutamente bisogno che le aziende non ci aprano le porte, ma ce le spalanchino, perché i nostri ragazzi ad oggi hanno la necessità di poter entrare, vedere, toccare con mano anche per brevi periodi, perché ovviamente durante il periodo scolastico non è che possiamo mandare i ragazzi in azienda possiamo mandarli magari un mese, 4 settimane a fare stage, però queste 4 settimane, se in queste 4 settimane dovrebbero cercare di... Io capisco che uno stagista è sempre un peso, però è altamente formativo. Per noi ora più che mai è altamente. Io sono stata brava insegnante, ho risposto i compiti, per cui la domanda che avevo scelto sul questionario che mi è stato mandato era la cosa detesto di più. Allora, cosa detesto di più? Allora, diciamo che nella vita normale detesto l'arroganza e la bugia. Nei ragazzi di oggi detesto la loro non curiosità, tra virgolette. La loro non curiosità significa la mancanza di curiosità costruttiva, quella che permette di crescere e crescere. Vorrei sapere quanti di voi oggi, entrando in questa meraviglioso villa, si sono chiesti chissà di che periodo è, che affreschi, chi ha fatto questi affreschi. Adesso, in questo momento che voi con questo potete in qualsiasi momento entrare, guardare, conoscere, scrivere e chiedere qualcosa, non so quanti di voi effettivamente l'abbiamo fatto. Noi un tempo andavamo in biblioteca universitaria, ore là a scartabellare fra cartoncini, quindi questo dovete fare, essere più curiosi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Io sono direttore della scuola di design tecnica e attrezzatura del Politecnico Calzaturiero. Noi ci occupiamo di innovazione, ricerca e formazione. Io posso definirmi un po' un dinosauro delle comunicazioni in rete, nella rete internet. Ho iniziato ancora alla fine degli anni 80 a occuparmi come ricercatore delle reti e di come si comunicava, e utilizzavo appunto delle interfacce di alfanumeriche, quindi molto meno belle di quanto sono oggi. E diciamo nella mia esperienza all'interno del Politecnico Calzaturiero, chiaramente in accordo con ACRI, perché l'associazione calzaturifici della Via del Trenta, ho sempre cercato di portare quella che era l'interazione tra le capacità manifatturiere delle imprese e diciamo le nuove opportunità che forniva il digitale. Per cui fin dall'inizio abbiamo lavorato nelle nuove tecnologie CAD, quindi i sistemi che consentono di progettare in maniera virtuale, prima bidimensionali e successivamente tridimensionali. Dopo ci siamo posti il problema di fare interagire le imprese tra di loro in maniera virtuale, senza più far passare progetti fisici tra di loro, quindi usando in maniera massiccia le reti di comunicazione e internet, la larga banda che ancora non abbiamo nella nostra regione. E negli ultimi anni siamo andati oltre, ponendoci il problema della comunicazione col consumatore finale e con, come si dice, le aziende. Quindi come portare quel messaggio di bellezza che ha il nostro territorio, che prima ricordava la Tebalda di questa bellissima villa, che poi fa sì che i nostri designer progettino bellissime scarpe, portare questo messaggio al consumatore finale e coinvolgerlo in esperienze di acquisto. E abbiamo sviluppato tutta una gamma di strumenti, di tecnologie, totem interattivi, strumenti per avere maggiori informazioni dei prodotti che si vedono all'interno della vetrina. Per cui diciamo abbiamo cercato di aprire tante finestre alle imprese, e questo parallelamente abbiamo cercato di portarlo anche nell'attività formativa, quindi tutti i giovani che passano per la nostra scuola, che è una scuola diciamo privata, sostenuta appunto dalle aziende del territorio, le aziende calzaturiere, possono fare esperienze manifatturiere che oggi sono molto importanti, perché i nostri prodotti li comprano perché sono fatti a mano e fatti molto bene, ma anche perché le nostre imprese sono in grado di far conoscere ai consumatori che queste scarpe sono fatte molto bene. Per cui diciamo connubio fra manifattura e tecnologia. Io mi fermerei qui. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Daniela Sacca, sono manager risorse umane di Rossimora, un'azienda che ha Polipassi che è specializzata nello sviluppo e nella produzione di calzature
lusso e che collabora ormai da diversi anni con i marchi più prestigiosi nel mondo della moda. Questa azienda fa parte del gruppo Louis Vuitton Tennessee già da diversi anni, quindi ha acquisito una dimensione più internazionale, e nell'ambito di questa azienda io mi occupo di selezione, formazione e comunicazione interna. Come ci sono arrivata? Sono laureata in scienze economiche e comunicazione aziendale, come sentirete dall'accento sono siciliana, però ho potuto imparare anche il dialetto veneto di questi 2 anni qui, e dopo essermi laureata ho deciso di fare diverse esperienze internazionali, tra cui anche un programma Erasmus in Spagna. Infatti la mia domanda preferita al questionario era la città preferita, e la mia risposta sarebbe stata Valencia, che è una città bellissima che coniuga sia cultura, il nuovo e il vecchio. Quindi oggi sono qui per rispondere alle vostre domande, soprattutto su quello su ciò che riguarda i mestieri nel mondo della moda, piuttosto che le competenze e le caratteristiche più apprezzate in questo ambito, o il curriculum, come si svolge un colloquio. Quindi sono aperta, potete assolutamente raccogliere le vostre curiosità. Buongiorno a tutti, io sono Sara Bellini, io forse sono ancora più curiosa di tutti messi insieme perché è una caratteristica mia e a volte mi bastonano anche su questo. Io faccio parte di un'azienda, produciamo camicie uomo e donna, siamo presenti nel territorio nazionale anche con una rete vendita di 70 negozi e sono anche in Confindustria Padova nella sezione moda. E con la sezione moda abbiamo sempre stimolato molto il raccordo e il dialogo imprese e scuole. Infatti magari qualcuno delle classi mi ha visto magari girare anche a Ruzza dove ogni tanto campo per portare qualche testimonianza e ho accolto molto favorevolmente questa giornata appunto perché mi incuriosisce molto sia l'aspetto del BOF e quindi capire la platea quanto curiosa è e invece in merito alle domande sul questionario qual è il tuo film preferito? E io ho in mente Gli Incredibili, un po' perché anch'io faccio parte della generazione ormai passata e ho a casa 2 native digitali e quindi mi costringono a vedere i film a cartoni comunque di animazione, però sugli Incredibili c'è Edna Mode che ha un bellissimo taglio laser ed è quella che confeziona le tutte per gli Incredibili, quindi è un aspetto che mi piace molto e sono a disposizione per le vostre domande. Ciao, buongiorno, mi nome è Gianpaolo Chiesa. Per presentarvi e raccontarvi chi sono, farei inizio dalle domande, perché 2 domande mi sono piaciute in particolare, sono qual è la caratteristica che ti piace di un uomo o che piace di una donna. E in entrambe la risposta è stata la coerenza. E gli altri 2 sono il personaggio storico per me di più, Leonardo da Vinci, e il film che è il film che tua mamma più in assoluto del Matrix. Questi 4 elementi hanno tra loro evidentemente punti di contatto che raccontano molto di me. Sono attualmente il fondatore e CEO di una piccola startup italiana che lavora nel mondo del personal advertising network, quindi dico già 3 parole insieme molto strane, ma sono disposto a raccontarvi, si chiama Share Your Passion. E ci sono arrivato però dopo tantissimi anni di multinazionali. Io sono padovano, ma ho lavorato in 5 diverse multinazionali sempre americane nell'ambito della tecnologia e in queste 5 diverse multinazionali ho avuto più di 13 diverse posizioni. Quindi per dirvi che la coerenza con se stessi e il cambiamento e sono le chiavi con cui affrontare la chiave del digitale. E una cosa mi viene da lasciarvi subito, che è il motivo tra le altre cose che mi ha portato a questo nuovo progetto di abbandonare il lavoro di 2 anni, certo, per un incerto che però mi appassionasse, quindi credessi, è che la vostra persona e la vostra personalità, proprio per le relazioni che citava prima il moderatore, sono le stesse nella vita reale e nella vita digitale e che sono il vostro patrimonio, la vostra tutela che voi prima dei professionisti siete esposti a costruire, perché su quella e solo con quella farete tutto ciò che è importante nella vostra vita e nella vostra professione.
per cui abbiate la consapevolezza, gestitela e da queste sicuramente, e oggi ne vogliamo parlare, trarrete delle opportunità che faranno parte della vostra professione. Ciao, buongiorno a tutti, sono Laura Valossa. Oggi sono qui in un duplice ruolo, rappresento l'ANPIA, che è l'Associazione Nazionale Tecnici Italiani al Veneto, un'associazione molto attiva qui in Veneto, quindi siamo tantissimi anni sul territorio, e il dottor Alberto Pregotti, che è presidente di questa associazione, mi ha chiesto di poterli rappresentare. L'altro ruolo è l'azienda per cui lavoro, che è RTD, che è un'azienda che da sempre è attiva in ambito digitale 3D virtuale. Per presentarvi parto anche delle domande in brusca, così siamo un pochino dinamici. Quale sarebbe la mia più grande disgrazia? La mia più grande disgrazia sicuramente sarebbe che il mio cervello, da domani o da adesso, smettesse di partorire delle idee, più o meno pazze, più o meno perseguibili. Ma questo è quello che mi ha sempre fatto essere molto dinamica, molto attiva, interattiva, da smettere in carriera con le persone. Il mio principale difetto è quello, ahimè, di non aver imparato a dire di no quando serve e quando ci vuole. È una cosa su cui sto lavorando, non è facile, perché è molto bello vedere le persone quando sono contente perché hai fatto qualcosa per loro. Però bisogna essere contenti, ci lavoro, è un'area di miglioramento. Il tratto principale del mio carattere è la spontaneità. Io sono molto spontanea, diciamo che non ho alternative, perché tanto quando dico una bugia rido. Quindi tanto vale che sia spontanea e dica la verità che sono me stessa. La spontaneità mi ha aiutato molto nella mia vita. Mi ha aiutato molto perché essere me stessa mi ha sempre permesso, anche quando facevo degli errori, perché ho fatto degli errori ovviamente, di poterlo dire in modo molto trasparente e di permettere all'altra persona di capire che l'errore era stato fatto un po' da più. Una cosa importante, spontaneità non significa non prepararsi. Bisogna prepararsi al meglio per essere molto spontanei. Quindi la spontaneità non è sinonimo di andare così. Quello che vorrei trasferirvi oggi, quindi come sono andata qui, è una cosa sola, è la passione. Quando vi racconterò il mio excursus, tutte le cose che ho fatto sono state trainate dalla passione. La passione secondo me è una cosa molto importante. Nel mondo di oggi, grazie a tutte le tecnologie che abbiamo, alla diffusione della cultura, voi siete tutti molto bravi e molto preparati. E se c'è una cosa che oggi può fare la differenza, ovviamente secondo me, io non sono nessuno, è la passione. Perché la passione è quella cosa che dà una marcia più a tutti. E mi ha fatto molto piacere, di recente ho assistito a un seminario di un luminario di formazione e lui ha proprio iniziato il suo discorso dicendo: oggi vi insegnerò 1 centimetro, che è quel centimetro che fa la differenza, ed è la passione. La passione che deve essere unita a costanza e metodo. Queste 3 qualità, queste 3 caratteristiche sono quelle che hanno governato la vita fino adesso. Infatti io ho studiato matematica e ingegneria e poi ho iniziato a lavorare subito nel mondo del fashion. E ormai sono 17 anni che lavoro in questo ambito, cercando di analizzare il processo dei clienti, di portare il valore aggiunto e principalmente il top account. La mia prima esperienza è stata in Lectra è una multinazionale francese che è leader di mercato nelle soluzioni CAD/CAM, piattaforme PLM. Può darsi che alcuni di voi la conoscano, addirittura a scuola abbiano utilizzato i sistemi di Lectra, in questa azienda ho coperto diversi ruoli. Pensate che entrare in un'azienda che faceva vestiti non ero capace neanche di distinguere davanti da un dietro, un sottomanica da un sottomanica, quindi ci ho avuto tanta passione per riuscire a distinguere questi vestiti. Ho coperto diversi ruoli, dalla prevendita alla consulenza, e poi sono diventata responsabile del team di consulenti e di formatori in giro per tutta Italia a supporto del team commerciale. L'anno scorso, quindi ormai è un anno, ho deciso di accettare questa nuova sfida, essendomi avvicinata sempre di più al business, che mi è stata offerta da una multinazionale tedesca che si chiama RTT. RTT è un'azienda leader mondiale in ambito di immagini in altissima definizione 3D virtuale. Tutto quello che oggi vedete nel web, nelle pubblicità,
cui oggi parliamo di moda, è dedicata a una nuova dimensione completamente dedicata al lifestyle. Il primo cliente che ha lavorato in ambito simulazione digitale, virtualizzazione è Adidas lavora con le nostre soluzioni dal 2007 e se per caso qualcuno di voi ha avuto modo di andare sul sito di Adidas, di MyAdidas, sicuramente ha visto la possibilità di personalizzarsi una scarpa in 3D con i propri colori, con le proprie grafiche. Quindi oggi, all'argomento di oggi, quindi spero se poi c'è lo spazio a tutte le vostre domande, oggi il digitale, la virtualizzazione di una vecchia per le persone prima di me è veramente molto molto importante nel mondo della moda e io credo che rappresenti una forte opportunità. Penso che devo trovare in tempo di sicura Buongiorno a tutti, sono Massimiliano Losico, ho 31 anni e ho da poco fondato una società che si occupa di e-commerce nel settore del fashion. Come hanno fatto gli altri colleghi, anch'io a questo punto risponderei a questa famosa domanda di Proust. Io ho scelto il mio motto. Il mio motto in questo caso è non esistono cattive condizioni medie, ma solo buono e cattivo equipaggiamento. Oggi è una giornata di pioggia, quindi il paragone funziona anche di più. Questa cosa ve lo potrebbe dire qualsiasi motociclista, a me piace molto il mondo della motocicletta, quindi questa frase arriva da lì, ma fuori di metafora significa che in qualsiasi condizione noi ci troviamo, anche nel momento in cui le condizioni siano le più avverse, quello che ci deve risolvere i problemi, quello che ci deve spingere avanti, che faccia continuare sulla nostra strada, sono sostanzialmente il nostro bagaglio e la nostra capacità di avere o pensato prima ad un problema che si manifesterà più avanti, o comunque aver avuto attorno a noi delle sollecitazioni che ci hanno fatto pensare appunto a quello che avremmo potuto trovare sulla nostra strada. Dico questo perché in realtà sono arrivato alla fondazione di questa società dopo un percorso come consulente, quindi come consulente informatico in diverse industrie del fashion, dalla piccola media impresa in su, nell'ambito appunto della moda, e mi sono pian pianino allontanato dal settore consulenziale puro e sono entrato nel settore, diciamo, del web cosiddetto, per poi specializzarmi nella parte di e-commerce. Questo perché è stata sostanzialmente una risposta a una domanda che andava via via crescendo degli imprenditori e ci siamo resi conto sostanzialmente che c'era un buco dell'offerta per quanto riguardava la piccola media impresa, e quindi abbiamo cominciato a operare in questo settore gestendo e-commerce e sostanzialmente facendoli e accompagnando nella strada di tutti i giorni, nonostante gli imprevisti atmosferici e tutti gli imprevisti che ci possono essere, l'imprenditore. Di questo mi occupo e sono disponibile per qualsiasi domanda. Molto bene. Sì, funziona, allora si sente, adesso si sente. Mi muoverò perché lì vedete che c'è una lavagna e l'idea è quella di avere alla fine una... Sapete cos'è un word cloud? Qualcuno di voi lo sa. È una nuvola di parole che sono quelle che dovrebbero emergere dal confronto dal BOM di oggi. Allora, preparate le vostre domande. C'è qualcuno che ne ha già una? Allora, cominciamo da là in fondo, se c'è un microfono. Presenti, facciamo sempre così, diciamo il nostro nome, da dove veniamo e buongiorno. Facciamo la domanda. Buongiorno Federico, ho 30 anni, sono laureato in Industrial Design, adesso sono iscritto al Politecnico Calzetturiero, sono primo anno, e ho due domande o due spunti da cui
partire, uno dal punto di vista professionale, puramente lavorativo, e uno sulla comunicazione. Quello sulla comunicazione si rivolge proprio al rapporto, la comunicazione tra le imprese, le aziende e il mondo della formazione. Per esperienza personale sembra che ci sia un abisso incolmabile. Io faccio colloqui e mi trovo di fronte a persone che devono, anzi cercano delle figure professionali chiedendo a me le mie competenze, e a volte avete la sensazione che queste persone non siano loro di competenza per quell'ambito. E soprattutto c'è una discrepanza tra quello che dà la formazione sia a livello universitario che a livello, diciamo, anche di istruzione superiore, e quello che poi effettivamente il mondo del lavoro richiede. Io sono uscito dalla facoltà di design dello UAV e mi sono trovato, scusate, in braghe di tela a non avere nulla in mano effettivamente per poter entrare nelle competenze che vengono richieste nelle aziende. Quindi questa è una cosa. Allora, magari partiamo da una, così diamo la possibilità a chi vuole rispondere. La domanda facciamo così: tendenzialmente o indicate voi la persona oppure voi vi candidate? Facciamo così. Sì, perché... io approfitto perché ho visto che ci sono diverse persone sia delle aziende, anche ho sentito qualcuno che si occupa proprio di selezione delle risorse umane. Non so, chi vuole rispondere? Vuole parlare la domanda in maniera più specifica? Per quello che riguarda la selezione delle risorse umane, la sensazione che si ha quando si va a fare un colloquio in diversi ambiti, non uno specifico, io ne ho fatti diversi per l'ambito calzaturiero, ma anche altri per sempre lavori di progettazione. È come se la sensazione è quella di trovarsi di fronte a una persona che deve approvare la tua professionalità per quel lavoro, però la sensazione è quella che questa persona di fatto non abbia delle competenze reali in quella mansione, cioè guarda delle qualifiche puramente di esperienza e di formazione tecnica, però poi non abbia la capacità di andare oltre e vedere le potenzialità che ha effettivamente quella persona. Provo io a dare una risposta generale, poi appunto approfondirà la dottoressa Saccari. Io faccio una constatazione sostanzialmente. Lei ha citato alcune scuole che ha frequentato e diciamo il fatto che poi non ha trovato di riscontri sul mondo del lavoro. In effetti diciamo non possiamo dire che quelle scuole non servono, la formazione che lei ha acquisito non serve, perché oggi serve sempre un livello di competenza maggiore per poter operare a un nuovo livello nel mercato e nel mondo del lavoro. Chiaramente in Italia, rispetto ad altri paesi, sostanzialmente nel mondo della scuola poche volte ci si avvicina a saper fare che poi serve all'impresa, ossia non si acquisiscono quelle competenze di base che perlomeno servono per entrare in impresa, quindi non si mette assieme l'aspetto culturale con l'aspetto diciamo tecnico-pratico che poi serve all'impresa. Questo è lo scollamento e in qualche maniera noi stiamo cercando di noi perché io partecipo un po' a questi tavoli, stiamo cercando attraverso i percorsi di formazione superiore di ITS di creare una specie di ponte tra il mondo del lavoro e i provvisori delle imprese e poi quello che è sostanzialmente il tipo di formazione che si va a dare alle persone. È un percorso abbastanza difficile perché nella scuola superiore si è sempre ragionato per discipline e per cui non in maniera coordinata su un obiettivo formativo che poi serve al mondo delle industrie, mentre all'inizio della giornata serve a questa persona che fa questo. Questo è un po' il grosso problema che sicuramente posso dire il problema esiste, è un problema grave che va risolto, lo dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di risolvere. Però quello che lei ha fatto studiando sicuramente non è inutile, perché combinato con una capacità anche manifatturiera, per cui dico tutti i giorni mettete insieme le vostre competenze culturali che acquisite all'interno della scuola e tecniche con anche un minimo di esperienza pratica nel lavoro, perché gestire dei processi senza sapere
come questi avvengono che avvengono a toccarsi le mani, sicuramente non è possibile e non si mette le porte a casa delle aziende se non l'avesse fatto almeno una volta. Per quanto riguarda il nostro processo di selezione, solitamente sono previsti nel nostro caso almeno due colloqui, uno con le risorse umane che valutano in genere l'aspetto più motivazionale della personalità, più in generale con le attitudini, e un colloquio invece poi con il manager di linea che è specializzato nell'area di riferimento, quindi per i modellisti è responsabile della modelleria, per chi vuole inserirsi nell'area marketing è il direttore marketing, quindi, e queste sono le persone che poi valutano invece le competenze più tecniche. Quindi questo per rispondere alla sua domanda, che le persone che si trovano di fronte non sono sempre preparate, invece questo permette, come dire, una complementarietà di valutare un po' il piano delle attitudini e della motivazione e dall'altra parte invece proprio le competenze tecniche. Adesso non so nello specifico qual è la sua area di specializzazione in ambito di design. Da noi solitamente le figure junior vengono inserite attraverso un stage di circa 6 mesi e abbiamo trovato una percentuale di assunzione del circa 30% poi rispetto alle persone insomma, che devono svolgere uno stage. Siamo in contatto con tutte le principali scuole di polizia del territorio e diciamo le professionalità che ricerchiamo di più non sono soltanto quelle in ambito propriamente stilistico, quanto meno nella nostra azienda, cioè che vivono più all'interno dei brand e delle maison, ma ricerchiamo spesso figure di modellisti che facciamo tanta fatica a trovare e quindi sono quelle persone che, come dire, sviluppano, digitalizzano il modello con la tecnologia CAD e che per noi hanno veramente un'expertise comunque importante. Altre figure di rilievo sono sicuramente gli sviluppatori tecnici, quindi chi sviluppa proprio le forme, i materiali, le strutture della calzatura e che è in contatto costante comunque con gli stilisti e con la modelleria. E poi ci sono tante altre figure che noi ricerchiamo che hanno un background o nel marketing e nel merchandising, quindi sono quelle persone che si occupano di studiare, analizzare l'assortimento della collezione, o figure proprio che sono inserite poi nell'ambito produttivo, industriale e qui chiaramente il mondo spazia da proprio operai specializzati fino a ingegneri dei processi produttivi o persone che si occupano della pianificazione della produzione. Quindi veramente direi che nel mondo della moda ci sono tantissime competenze ricercate, le più varie, insomma, quelle che ho elencato, e tutte hanno una forte componente tecnica che chiaramente nel caso di figure junior va sviluppata in affiancamento con persone che hanno più senior. Mi auguro in qualche modo di aver risposto alla sua domanda, non so se rimangono dei dubbi o... Io volevo... Federico? Sì. Posso essere tu? Sì. Quello che hai detto è vero, verissimo secondo me, nel senso che a me in prima persona è capitato di dover fare recruitment di alcune figure di cui io non avevo una professionalità, ma è normale questo, perché le aziende per essere competitive spesso devono introdurre nuovi linee di business piuttosto che nuove specifiche all'interno del mercato. Vi faccio proprio un esempio concreto. Nel mio caso, nel lavoro che facevo prima, a un certo punto abbiamo iniziato a sviluppare il processo di consulenza sul lean e quindi io dovevo assumere all'interno del mio team un esperto di lean. Ovvio che io avevo fatto della formazione, quindi sapevo che cos'era il lean, quali erano i suoi obiettivi e avevo quella conoscenza base che mi permetteva di impostare una conversazione ad un livello di recruitment con la persona che avrei dovuto assumere. In questi casi come ti comporti? Allora, innanzitutto ti affidi a un ottimo leader che ti fa già due test, che ti fa già una prima scrematura, una prima selezione. Dopodiché il ruolo di un buon manager, non sempre il tuo manager che sa più di te nel suo settore di competenza, proprio perché è un mondo molto dinamico, con delle figure professionali nuove che emergono in continuazione. Il buon manager è quello che comunque ti fa da coach, magari non dal punto di vista della competenza tecnica, ma ti sta di fianco, ti chiede quali sono le tue esigenze, se non è in grado di colmare il pubblico la tua lacuna tecnica, che aiuterà a seguire un corso. Quindi quello che
scollamento che si percepisce tra mondo dell'impresa, preparazione scolastica o universitaria. Purtroppo sono sempre due velocità diverse, perché l'università comunque ha sempre un regime un po' più lento e magari i piani di studi non sono sempre aggiornati con quello che le aziende, specialmente anche nel settore tecnico, invece hanno necessità di avere pronto. E quando abbiamo sviluppato anche tutto il programma con l'IPS Cosmo, la volontà è anche quella di cercare di avvicinare più che si può i programmi di studio con le esigenze reali delle aziende, però sono proprio due velocità diverse, c'è ancora tanto da dialogare, ci sono anche formazioni in tirocini in alto apprendistato che le università mettono in campo con le aziende, sono tutti veicoli molto utili, però abbiamo un po' questo limite, magari lentamente ci arriviamo. Io ho una domanda per tutti, nel senso proviamo a comporla insieme, che viene dalle domande che abbiamo raccolto precedentemente, quindi non la sto inventando io. È un mettere insieme due domande specifiche, cioè come il digitale sta cambiando il mondo del fashion e quali sono le professioni più ricercate. Allora vorrei capire quali sono le professioni storiche che continuano a essere fondamentali, le professionalità storiche continuano a essere fondamentali, e quali sono invece le professionalità nuove che il digitale sta imponendo nel settore del fashion, per quello che voi sapete. Chi vuole partire? Io, se volete, posso farvi una carrellata di quelle che, in base alla mia esperienza, sono le opportunità che il digitale oggi offre in tutta la catena del valore del mondo del fashion, quindi partendo dalla fase iniziale, che è la fase di design, sino ad arrivare al sales e retail. Poi su quali figure le aziende richiedono quant'altro lascerei la parola alle persone che sono sicuramente molto più competenti. A differenza di quanto sembra, oggi il digitale nel mondo del fashion offre tante opportunità. Se noi proviamo a percorrere insieme la catena del valore, in ogni ufficio vediamo delle applicazioni digitali. La catena del valore, dicevo, nasce dal briefing iniziale, la prima fase è la fase del design. Nella fase del design oggi gli strumenti digitali sono veramente molti. Vediamo da quelli tradizionali che sicuramente conoscete, che ci permettono di realizzare degli artwork vettoriali piuttosto che di fare dei fotoritocchi, a soluzioni decisamente più innovative. Lo stesso Renzo Rosso la settimana scorsa nel convegno di Milano ha citato il fatto che sta utilizzando degli strumenti 3D in cui valuta nell'ufficio design, sino poi ad arrivare addirittura alle sfilate, qualcosa in 3D, in virtuale. Quindi, poi dietro questo ci possono essere tutti i discorsi, abbiamo gli skill per usarli, le condizioni economiche del mercato permettono all'azienda di approvvigionarsi di queste tecnologie, però la tecnologia esiste. Quindi nella fase di design e sviluppo ci sono fior a fior di strumenti digitali a supporto delle figure professionali. Terminata la fase di design e sviluppo abbiamo l'ufficio modellistico che deve realizzare il cartamodello del nostro capo piuttosto che la camicia della scarpa. E lì forse è l'ufficio dove il digitale, il 2D, non 3D, la fa da padrone, nel senso che ormai penso che diranno poi loro, sono ben poche le aziende che non utilizzano il CAD 2D, avranno più o meno diverse, ma tutti utilizzano il CAD 2D. La cosa interessante è che oggi ci sono delle aziende che anche nell'ufficio modellistico hanno iniziato ad inserire un CAD 3D, quindi la possibilità di fare il primo fitting, ovvero sdifettamento del capo in modo virtuale in 3D. Ovvio sono delle soluzioni magari ancora beta da mettere a punto, però esiste questa possibilità. E quindi la possibilità di vedere una camicia di jeans piuttosto che di seta che cade in due modi completamente diversi. E siamo nell'ufficio modellistico. Sono CAD 3D tecnici. Questi CAD 3D tecnici possono poi essere migliorati di gran lunga in ambito di visualizzazione e quindi mettere un bel vestito a queste immagini tecniche per far sì che il risultato finale, l'output, sia assolutamente fotorealistico. Poi se volete sulle
le volte col proprio faldone e andare nelle varie aziende di ottenimento. E qui ancora una volta digitale, le piattaforme di immagini digitali che vengono condivise via web. Nel momento in cui la collezione viene congelata, inizia tutta l'attività di comunicazione di marketing, dove se vogliamo il digitale anche qui è presente in azienda da molto tempo. Magari era un digitale più legato a scatti fotografici, quelli erano più fisici. Grazie a queste soluzioni 3D, queste attività di marketing possono essere basate sul prototipo digitale, quindi addirittura io anticipo moltissimo tutta la comunicazione, perché posso iniziare a comunicare ancora prima che la collezione esista, grazie al fatto che tutto è in output virtuale. Questo significa che posso raggiungere tutti i canali della comunicazione, e oggi siete voi che lo insegnate a noi. I canali della comunicazione anni fa erano un catalogo stampato su carta, qualche pubblicità e qualche cartellone. Oggi sono veramente tanti, andiamo dalle app, andiamo ai social media, andiamo all'iPhone, quindi ci sono e-commerce, ci sono tantissimi canali. Alimentare questi canali in modo tradizionale è pressoché impossibile alimentarli in modo coerente con la stessa immagine dell'internet. In modo digitale significa poter raggiungere tutti i canali contemporaneamente. Abbiamo svolto il marketing, questa è l'ultima fase che è quella del sales e del retail. Anche nel sales e nel retail, solo per correre tutta la catena, anche nel sales e nel retail ci sono diversi modi di vendere una collezione. Abbiamo un sales, che significa quindi un'azienda che si appoggia su una rete di distributori, abbiamo le grosse proprietà, abbiamo il grosso franchising e abbiamo e-commerce. Il digitale anche qui porta un grande aiuto. Se pensiamo alla rete di distribuzione, quindi al sales, oggi abbiamo degli strumenti che si possono chiamare di selling, dove abbiamo la possibilità di mostrare la nostra collezione in modo interattivo. Fare questa attività in modo tradizionale significa portare fisicamente tutto il campo del video. Farlo in modo digitale significa poter interloquire con le varie, poter dire ti mostro tutti i capi di questa collezione con questa gamma colore, tutti con quest'altra. Significa simulare degli assortimenti in modo poi da scegliere quello che più rispecchia la richiesta del mercato di quel particolare paese, perché poi ovviamente ogni paese ha le sue caratteristiche. Questi sistemi di norma poi comunicano con tutte le altre soluzioni presenti in azienda, tipo la presa d'ordine. Quindi non sono mai soluzioni a sé stanti, ma sono soluzioni che si inseriscono nella catena del valore e quindi danno un buon valore. Questo vale anche nel fantastico, perché poi la collezione. L'e-commerce alla fine viene popolato da tutte le immagini digitali, quindi è il canale più diretto rispetto al digitale, e l'ultimo sono i negozi, quindi il digitale nel diventa, anche se non è ancora molto diffuso, può avere molte opportunità. Per quale motivo? Il primo è il fatto che alla fine il digitale può iniziare dalla vetrina. Quindi le vetrine che oggi sono quasi tradizionali potrebbero essere un digitale e di reale. Le vetrine digitali possono avere diversi comportamenti a seconda delle condizioni meteorologiche, e quindi la condizione meteorologica non è un problema, ma dipende dal tipo di intervento che ho. E a parte la battuta, ovviamente se fuori piove io gradirei più vedere in vetrina qualcosa che sia consono con la condizione che ho fuori. Quindi le vetrine digitali possono cambiare il comportamento a seconda anche di chi le sta guardando, se è un uomo, se è una donna, avere comportamenti diurni e notturni. È una cosa molto interessante che possono registrare le preferenze del consumatore. E queste informazioni sono molto importanti per l'azienda che poi deve mettere gli input nella posizione successiva. Una volta entrati nel punto vendita, le soluzioni digitali possono essere diverse. Quelle più tradizionali, che sono quelle che oggi troviamo, sono dei filmati statici, piuttosto che delle immagini che scorrono nel catalogo. Quelle più interessanti, che piano piano stanno entrando nel mercato, sono quelle interattive con il consumatore. Quindi sono quelle che mi coinvolgono emotivamente, sono quelle che mi fanno sentire partecipe del viaggio del consumatore, quella che si chiama la shopping experience. E quindi sono quelle che, per esempio, se io entro nel negozio di camicie, ho una camicia
Ecco, io magari faccio una domanda. Questo ho sentito una cosa che mi aveva colpito, per esempio, e che coinvolge anche il discorso della personalizzazione, no? Per esempio la possibilità di mettere in gioco, di come poi questo potrebbe avere un impatto anche sull'aspetto tecnico, no? Questo sei l'assistant digitale che sta emergendo, no? Come ipotesi, per cui io faccio una fotografia, una camicia che vedo per strada, trovo un interlocutore all'interno di un negozio che mi dice sì, questo capo così te lo trovo, lo facciamo. Allora, ho trovato molto interessante l'aspetto tecnico che ci ha descritto la dottoressa Larussa, però in ogni step ci sta sempre l'uomo, o comunque ci sta sempre colui che nel momento in cui disegna un capo ha già in mente il materiale. Nel momento in cui lo sviluppa o in 2D o in 3D conosce esattamente il materiale e gli accessori, perché poi alla fine magari ci mettiamo a disegnare chissà cosa, ma se non conosciamo la tecnicità con cui rispondono questi materiali abbiamo realizzato proprio magari una schifezza. Anche chi è addetto alla vendita deve essere molto formato sull'aspetto dei materiali, la resa dei tessuti, la resa degli accessori e quindi anche capire e intercettare l'esigenza che ha il cliente, non solo perché magari è entrato, ha visto qualcosa e ha detto adesso mi creo su misura e quindi mi creo il mio capo con queste caratteristiche. Poi deve essere anche l'assistente alla vendita che deve dire sì, però per la tua formazione forse stai vedendo di essere un po' più bello di quello che realmente sei, oppure hai un taglio che non ti si addice, quindi l'aspetto poi della competenza tecnica che si deve avere in ogni fase del processo è fondamentale. Condivido completamente, nel senso che il virtuale digitale non potrà mai bypassare la competenza umana, è uno strumento a supporto della competenza umana. C'era l'ingegnere Tescaro che forse voleva aggiungere qualcosa. Io volevo calare un po' nella realtà del nostro territorio, le tecnologie che ha descritto la dottoressa, sicuramente sono tutte tecnologie che noi come Politecnico abbiamo esaminato, abbiamo valutato, abbiamo presentato alle imprese e adesso cercando di capire se in che maniera vanno sulle strade per poterle implementare all'interno delle aziende e del mercato. Chiaramente questi sono strumenti, come diceva anche la dottoressa, sono strumenti per cui servono tutte le competenze tecniche per farli funzionare in maniera corretta, come quando corriamo a piedi, o corriamo in bicicletta, o corriamo in moto o in macchina. Sono sistemi diversi che ci consentono di andare più veloci, veramente le tecnologie hanno questo risultato. Ma poi guardando alle possibili occupazioni e come sono percepite le tecnologie, voglio darvi due dati. Noi nel territorio abbiamo aziende che progettano studi stilistici molto importanti a livello mondiale, abbiamo aziende che hanno una propria progettazione rilevante a livello mondiale, abbiamo aziende che producono dei brief importanti a livello mondiale. Che tecnologie utilizzano? Quindi poi vediamo qual è la declinazione e poi cerchiamo di capire che aiuto vogliamo avere noi da parte nostra. Perché in realtà poi alla fine se io vado con delle aziende vedo che negli studi stilistici gli strumenti più diffusi per la grafica computerizzata sono strumenti di basso livello, se possiamo dire così, Photoshop o altri strumenti analoghi che consentono comunque di rappresentare in maniera estetica piacevole alcuni modelli in forma digitale. E questo nell'ambito degli studi stilistici e del design. Se poi andiamo in una parte più tecnica abbiamo sostanzialmente due strade. La strada del modellista che utilizza le tecnologie CAD e quindi soprattutto il CAD tridimensionale con delle esperienze in eccellenza nel campo tridimensionale e tutta l'area invece dello sviluppo delle strutture, quindi forma, tacco, suolo della scarpa, in cui si utilizzano tecnologie CAD che provengono da settori, da altri settori, quindi settore metalmeccanico. Queste sono le realtà operative presenti in azienda. Non dico che le tecnologie non funzionano, perché abbiamo provato che funzionano, è un problema di tipo culturale, cioè da arrivare al 2D è stato un passaggio culturale rilevante, passare dal 2D al 3D è un passaggio culturale ancora più rilevante. E se le aziende decidono di adottare il 3D devono scontrarsi con tutte le maestranze che hanno in azienda e che praticamente erano abituate a lavorare a mano, già hanno fatto un grande sforzo a lavorare con il 2D e proprio il 3D non vogliono sapere, oppure è uno scoglio difficile
difficile. E finché persone non si mettono realmente a progettare usando questi strumenti, difficilmente poi sappiamo se questi funzionano e danno dei benefici o meno. Quindi il vostro ruolo fra questi, e quindi io cerco di farlo nell'ambito di scuola, di darvi quelle competenze che vi servono per entrare in azienda, a fare quello che le aziende vi chiedono che sappiate fare, che è fare i modelli fatti a mano che col CAD, e dall'altra farvi vedere le tecnologie 3D, nel senso che potete entrare in azienda, aprire la finestra al vostro imprenditore e dirgli guarda, ci sono anche queste tecnologie, quindi dovete studiare anche quelle, perché possono portare dei vantaggi nella filiera, diciamo, diventare degli acceleratori di una rivoluzione lenta, perché poi le rivoluzioni sono sempre lente. C'è un'altra domanda e sono sempre doverosa. Va bene. E giusto per quello che stava dicendo il direttore Toscano, questa evoluzione fa fatica a prendere piede proprio perché chi lavorava prima manualmente fa fatica ad accettare la novità. Non dovrebbe essere, ed è brutto da dire, mi rendo conto, un modo per inserire i giovani che hanno, diciamo, già queste qualifiche, non dico lasciare a casa quelli che lo facevano prima, però c'è questo scontro, nel senso che da un certo punto di vista è difficile per le aziende innovare a livello digitale, perché le maestranze e chi faceva quel lavoro da ventenni, perché sì, insomma, all'interno delle aziende si vede gente che veramente lavora da decenni a queste cose. Dall'altra parte però sembra non esserci un modo per entrare per chi queste cose le ha avute come formazione ancora prima della formazione manuale. Cioè io faccio un esempio su di me perché ho provato, ho iniziato la progettazione col digitale ancora prima, diciamo, di quella manuale, però ho notato che c'è questa diffidenza nella maggior parte delle aziende a prendere direttamente una persona che lavora in digitale. È un po' un controsenso. La tecnologia è uno strumento, dobbiamo avere le competenze per fare quello che serve all'impresa. Quando ce le abbiamo possiamo portare in impresa anche la tecnologia. Quindi il concetto è sappiamo fare quello che serve anche manualmente, eccetera, eccetera, poi possiamo aiutare l'impresa verso un'evoluzione tecnologica. Io l'esame del giornalista l'ho fatto sulla macchina da scrivere, è l'unica occasione in cui in vita mia ho usato la macchina da scrivere. È così, le rivoluzioni sono lente. Altre domande? Ecco. Io volevo ricollegarmi a quello che diceva qui, perché il nostro indirizzo di studio è diviso in due. È passato da una scuola professionale, che è la nostra, e quindi un indirizzo più artigianale, a diventare un tecnico. Quindi c'è l'indirizzo tecnico che usa più il CAD e l'indirizzo professionale, che è il nostro, che è più puntato su una sartoria artigianale. E volevo ricollegarmi anche a quello che dicevano prima gli esperti, che è una curiosità mia e non volevo far ripetere le stesse cose, ma è sempre comunque una curiosità. Se ora si cercano più persone con esperienza nel mondo del tecnologico, oppure come noi che abbiamo iniziato come una scuola professionale, quindi sartoria, però ci stiamo inoltrando anche nel mondo del CAD. Quindi comunque chi ha competenze sia artigianali che tecnologiche, oppure prettamente tecniche, quindi settore CAD. Posso rispondere? Secondo me è vincente il fatto di avere una competenza artigianale e una competenza tecnologica. Nel momento in cui si va a selezionare la nuova persona da inserire anche l'ufficio CAD, noi cerchiamo sì che sia capace un po' di disegnare il CAD, ma poi quello lo impara. L'importante è capire come si costruisce un capo zero e quindi proprio progettarlo, mettersi alla macchina, cucirlo, realizzarlo, perché solo nel momento in cui la persona riesce a fare il capo zero, riesce a capire dove sono gli aspetti e come poi svilupparlo in 2D. Poi, se un'azienda vuole implementare il 3D, benissimo, deve scontrarsi però con il fatto che chi progetti il 3D non riesce a cambiare
la mentalità, e quindi per progettare in 3D, noi lo stavamo valutando, bisogna prendere una persona ex novo che parli solo la lingua del 3D e quindi poi la si declini anche verso quelli che progettano in 2D. Però mentre la progettazione grande si impara, l'aspetto tecnico lo si affina, l'aspetto manifatturiero e quindi la capacità di essere un po' artigiano è importantissima, è fondamentale. Vorrei un attimo collegarmi anche alla precisazione che ha fatto la ragazza che ha parlato nella sua stessa vita. La scuola, sappiamo bene, io rappresento l'istituzione di quella scuola pubblica. La scuola pubblica, oltre ad avere dei paletti dettati da programmi ministeriali, da tutto ciò che ci proviene dall'alto, ha anche dei paletti dettati dal fattore economico. Sappiamo benissimo che alla scuola sono stati tagliati moltissimi fondi e non per niente noi come istituto superiore ci affidiamo sempre a questi percorsi, al concorso europeo, cioè cerchiamo di proporre agli studenti dei percorsi paralleli che possano incrementare competenze su tutti i fronti, proprio perché i tagli economici ma anche i tagli di ore laboratoriali sono stati molto importanti negli ultimi 4 anni della formazione scolastica. Ed è per questo motivo che, sottolineando anche il discorso e la presentazione della professoressa Bellini, poter coniugare tutto, perché è la conoscenza e quindi la manualità, la tecnica, la tecnologia. Poi qui davanti a me, e voglio dire, insomma, ho una mia ex studentessa che vedo con molto piacere, che è uscita dal nostro istituto, ha intrapreso un percorso particolare e adesso è lei che sta facendo le sfilate virtuali per Disney, per cui lei fa queste sfilate vestendo questi avatar che mi ha mostrato bellissimi, per cui quello che dicevo prima, siate curiosi sempre, in qualsiasi momento, a scuola, fuori dalla scuola, cercate di portare a casa tutto quello che vi viene offerto. Io penso alla mia scuola un tempo che oltre a darmi un insegnante, una lavagna, dolce secchio, un cancellino, non ci dava altro, cioè non ci portavamo fuori, non vedevamo aziende, non avevamo imprenditori, per cui per voi, che forse a voi sembra una cosa normale il fatto di uscire, di vedere, di avere l'aula magna, la conferenza, non lo è assolutamente, cioè è proprio un'opportunità che vi viene data e che voi dovete sempre prendere con positività. Una domanda. Mi riferisco in particolare alla dottoressa Sacca. Vorrei sapere cosa non dire mai e non fare mai ad un colloquio e qualche piccola strategia per colpire chi va a selezionare poi il personale. Allora, un colloquio intanto è importante nel momento in cui ci si presenta un'azienda, informarsi bene sull'azienda e anche sul ruolo. Questo lo dico perché ci capitano spesso persone che non hanno idea di quello che fa l'azienda, per esempio dei marchi che è in gestione, e quindi quello è un segno ulteriore, una dimostrazione dell'interesse che ha la persona e della volontà a entrare in quell'azienda. Quindi questo intanto, la preparazione del colloquio è una parte sicuramente fondamentale. Ulteriori consigli, sicuramente può essere, diciamo, un segno positivo ulteriore quello che dico di avere un curriculum che presenti tutte le informazioni essenziali. Non mi raro perché ci arrivano curriculum in cui non ci sono scritte le competenze informatiche, piuttosto che linguistiche o comunque con errori. Quindi avere un curriculum dove sia chiaro, sia interno, che contenga tutte le informazioni più importanti è sicuramente, insomma, una carta di rappresentazione che viene comunque valutata. Altri elementi sicuramente. Questa cosa dobbiamo dire forse che fare gli originali sul curriculum non è tanto intelligente, cioè intendo fare gli estrosi. Il curriculum è uno strumento, forse va anche utilizzato. Io sempre di più vedo, siccome i direttori del personale chiedono personalità, diventano i curricula gli spazi in cui esprimere personalità. No,
forse questo è un po' sbagliato. In realtà le dico, soprattutto magari in ambiti quali il merchandising piuttosto che gli sviluppatori e le debolezze ricevono anche curriculum piuttosto originali in cui contengono per esempio degli esempi di lavori già svolti e fatti, quindi viene apprezzato. Molti magari utilizzano il curriculum europeo che come dire ha il vantaggio comunque di contenere tutte le informazioni, ma che è anche molto ridondante e ripetitivo, quindi può servire come base, sicuramente utilizzatelo come base, ma personalizzate, sicuramente. C'è una domanda, andiamo avanti. Intanto magari se Caterina c'ha qualche domanda da Facebook, allora per adesso no, vediamo tra un po'. Mi è incuriosita a parità di competenze se in particolar modo la sua esperienza l'aveva colpita qualche caratteristica a livello anche di personalità, perché poi magari il curriculum magari all'interno hanno parità di competenze, le persone che si presentano hanno fatto le stesse università, e se lei l'aveva colpita qualche caratteristica in particolare che andasse oltre le caratteristiche tecnici. Da noi sicuramente quello che fa la differenza è avere per esempio delle esperienze internazionali, perché questo denota comunque un'apertura, una flessibilità, comunque ai cambiamenti e a culture anche diverse, che è una componente tra l'altro anche della nostra azienda. Fa la differenza anche a livello di energia, nel senso che molte persone appaiono anche al colloquio come quasi differenti ma non molto interessate, quindi il fatto di mostrare un alto livello di entusiasmo, di passione e di energia sicuramente fa la differenza, e posso dire che insomma, soprattutto le persone che incontriamo molto spesso hanno contento di essere comunque, di avere un'apertura in socievolezza e abilità relazionali, e viene comunque molto apprezzata. Devo chiedere una cosa, ti aggiungo una domanda, cioè un pezzo dell'identità professionale sono i social media, dell'identità personale e professionale, quindi chiedo a Giampaolo, chiedo a Massimiliano che li vivono come strumento per la comunicazione, per il lavoro, ma anche come concetto che ormai ha invaso tutti gli ambiti della nostra vita, come questo incide anche nelle relazioni di lavoro. Questa, ma anche se in realtà volevo ricollegarmi ad alcune cose che ho sentito domandare e commentare, perché voi siete molto concentrati in questo momento, lo capisco, sull'idea di trovare indipendenza e se un lavoro con uno stipendio. Però guardate, quello che vi posso raccontare come esperienza professionale è che la vera competenza che in questo momento serve è sapere imparare. Altre competenze, se voi non avete questa, non conteranno niente, perché la velocità con cui le competenze stanno cambiando non è mai stata così alta, e questa è l'unica certezza, che le competenze e l'ambiente continuerà a cambiare. Quindi la capacità di adattarsi al cambiamento, la capacità di apprendere sono le chiavi con cui navigare qualunque esperienza. Sento molte domande sul curriculum, di nuovo lo capisco perché è stata una prima esperienza, ma guardate che è questo il nostro lavoro già. C'è questo che maturando la competenza, ci sono delle scuole, ma il vostro lavoro in questo momento è vendere voi stessi, ma non smetterà mai di esserlo. Per cui se una delle altre chiavi di lettura è concepitevi come un'azienda che ha dei fornitori, ha dei clienti e ha dei partner, e questo, potrà confermare che ora nei risorse umani, non è un asset solo per voi egoistico, così poi potrò fare, anzi al contrario, perché chi anche poi entra in un'azienda ed vede attorno a sé clienti e fornitori anche dai suoi colleghi, è quello che riesce a interagire capendo le esigenze e rispondendo a queste esigenze, mentre cresce se stesso. Quindi non invito a non vivere l'esperienza del curriculum come un sì o no, sono giusto, sono sbagliato, ma come percorso di apprendimento, perché questa è la caratteristica che vi servirà. Ho 46 anni, ma se io ogni 3 mesi, ogni 6 mesi non continuo a investire su me stesso e ad aumentare le mie capacità, a conoscermi meglio come persona, perché continuate a parlare di competenze, ma voi quando conoscete voi stessi, perché la passione di cui parlava prima si aggancia solo se siete andati a fondo di voi stessi e sapete cosa vi appassiona. Così come il curriculum, sento molti dall'accento veneto, ma questo toccare invece nella Sicilia. Io sì, sono padovano, ma non ho vissuto all'estero, ma ho girato tutta Europa e molta parte degli Stati Uniti. Il vostro mercato non è
extra editori. Il vostro mercato è il mondo, di confrontarvi con persone che in questo momento hanno la vostra età in Cina, Singapore, Giappone e altri paesi dove oggi si sviluppa, si disegna, e con quelli voi dovete confrontarvi. Ecco che la posizione social, la vostra persona, la personalità, la vostra capacità di tessere relazioni con persone che non sono di questo territorio, questo è l'asset che poi vi rende parte delle aziende che funzionano, perché di nuovo Made in Italy è meraviglioso, ma esiste perché vende e viene comprato da aziende in giro per il mondo. Quindi i clienti non sono italiani, sono tutti quelli che sono in giro per il mondo, e se non li conoscete non avete le competenze per poi partecipare a una camicia o un prodotto. Quindi mi viene a dire che mentre chiedete di avere competenze dalle aziende, domandatevi quale competenze avete come persone, professionisti e aziende di voi stessi, se ci credete. Tornando al social, il mio progetto, quello che ho fatto in Italia, nasce dall'idea di spiegare alle persone che hanno un valore nella rete, ciò che fanno nella realtà quotidiana. Grazie a una persona, una personalità che guarda caso vi portano un lavoro, ce l'hanno anche nella rete. Ora, voi state nascendo, voglio dire quest'altro fatto, molte persone negli Stati Uniti faticano a trovare un lavoro perché hanno scritto delle cose sui social che non si cancellano e non le hanno gestite, per cui c'è sì, tutti presenti il tuo curriculum, però basta che io chiedo un'agenzia a Facebook di darmi il tuo profilo, di far vedere quello che scritto pubblicamente, tu non sai quello che mi stai rappresentando. Ecco che la coerenza tra quello che succede nella realtà quotidiana e quello che fate sui social è tutto a rischio. Le maschere si possono mettere nella vita e sui social, ma quando cadono sono difficili da ricostruire, forse perché sono stato sempre molto focalizzato ad essere coerente tra ciò che dico e ciò che penso, e mi è costato molto, ma mi fa essere la persona che sono soddisfatto quando mi guardo la mattina. Non possiamo fingere di essere quello che non siamo. Mai. Cioè, la storia di Second Life ha creato l'illusione che si possa essere qualcos'altro, se nessuno lo viene mai a sapere e se rimane sempre dentro Second Life. Ma i social non sono Second Life, e le persone, tutte le persone hanno confuso chiaramente questo. Quindi quando dico che a uno di voi ha un valore, sto pensando che il progetto che sto parlando dice che quello che scrivo sul social è quello che io faccio nel mio quotidiano, racconto le mie passioni, racconto ciò che mi interessa, e alle aziende, che sia le mie masce o che siano altri, alla fine io quegli oggetti li comprerò perché le persone che io ritengo valide mi hanno detto quella cosa è indipendente o è una figata, quel servizio funziona. E l'idea che ognuno di voi come amo o come azienda produce un valore in un'azienda, nelle vostre amicizie, nelle vostre relazioni, è fondamentale, che è la chiave di lettura con cui stanno accadendo le cose. Grazie. Max forse voleva aggiungere qualcosa. Facciamo così adesso, ci sono un po' di domande che dobbiamo fare, quindi chiedo a tutti di essere, non a Max ovviamente, molto veloci nella risposta in maniera tale che diamo spazio alle domande, molto diretti. Io mi ricollego a quello che ha detto Giampaolo, perché spesso c'è la percezione che all'interno dei social ciascuno di questi social abbia una sua funzione, ma funzione specifica. Cosa intendo per questo? L'idea è che magari io vado su Facebook e ci metto solo le fotografie delle uscite che ho fatto con i miei amici del mio compleanno e poco più. Non faccio Twitter perché Twitter sono solo informazioni rapide e magari non mi interessano, o ho la percezione che non sia un posto dove incontro degli amici, ma ci scrivono con una frequenza solo le testate giornalistiche, e magari mi occupo, se sono proprio illuminato, di rifare una specie di copia di quello che è il mio curriculum su LinkedIn, ma anche no, insomma, spesso capita. E questo alla fine porta, nel momento in cui qualcuno mi sta valutando dall'altra parte, ad avere un'immagine completamente scorporata, nel senso che se io vedo anche una persona che è estremamente skillata per quanto mi racconta su LinkedIn, poi nella vita reale vedo che, per esempio, non è mai andato a una mostra del settore moda, per fare un esempio banale volendo, e mi invece mette su un piano professionale sul curriculum N.000 progetti che ha fatto o nei quali ha partecipato,
dal mio punto di vista questo scostamento tra la persona nel suo quotidiano, quella che comunica quotidianamente e quello che invece asserisce di avere come competenza, è una cosa che in realtà non dura e non vi dà e non vi fa una bella pubblicità, perché di fatto quando voi portate un curriculum o popolate un profilo nelle ricerche del lavoro, tendenzialmente come tutti dite il meglio di quello che avete fatto, invece il quotidiano magari racconta una cosa diversa, quindi serve un'attenzione nel diffondere anche nel vostro quotidiano tra i vostri amici e via dicendo quelle che sono le vostre eccellenze, quelle che sono le vostre passioni, perché spesso se riuscite a fare di una vostra passione, di una vostra abilità personale il vostro lavoro, otterrete dei risultati molto migliori rispetto a quanto capiterà se siete forzati in un determinato ambito e magari avete sentito che è l'ambito che vive in quel momento nel mercato. Buongiorno a tutti, volevo fare una domanda. Come spesso si sa, la Spagna-America ci sono vari modelli. Perché questa scelta? Mentre dicevi questo mi hai fatto venire in mente uno studio della segmentazione del mercato italiano in particolare, che è dato da Italia come città secondo piuttosto che Giampaolo Valle, studia gli stili di vita e di consumo. Quello che tu hai osservato parla di una questione uovo-gallina, onestamente, cioè se siano gli distributori e le aziende che prendono delle scelte in relazione al mercato o è il mercato che, dato a uno stile di vita, fa determinare le aziende di offrire solo questo. Quello però che mi viene a dire molte volte, osservando questo, tu puoi conoscere le popolazioni, mi viene a dire al contrario, guarda quello che viene offerto ai tuoi mercati, se li puoi utilizzare, perché tramite quello capirai perché e come, quali sono le diverse preferenze che i mercati hanno e con che tipologie di persone ci sono, che purtroppo non è pensabile degli stili di vita e di consumo di tutte le nazioni in cui vorrei vendere un prodotto, ma esistono delle differenze profonde in questo senso. L'Italia purtroppo per alcune cose è un mercato che è visto come un mercato di gente che mangia buono, mangia una pasta, vive una bella vita, ha del buon gusto, ma solo di street style è una nazione che non esiste. Forse quella più avanti in Europa in questa Francia. Allora, prima di dare la parola qui a ancora una voce dal pubblico, c'è una domanda da te. Forse la dottoressa Bellini ha qualcosa da dire. No, allora la domanda è come un giovane può diventare un imprenditore e come lo agevola. Visto che imprenditori di se stessi si può diventare anche stamattina e questo poi dal punto di vista pratico bisogna scontrarsi con tutto quello che è il mondo bancario e quindi un mondo di garanzie. Ci sono però le possibilità per chi ha idee di start-up, magari appoggiandosi anche a partecipazione di categorie, di trovare dei canali che possono agevolare. L'importante però è costruire un business plan che sia fatto bene, invece proiettare nel futuro questa azienda e vedere se ha gli skill per rimanere in piedi, se ha le risorse, se riuscirà poi a resistere in mercato. Canali per sviluppare, per incentivare i giovani ci sono, però bisogna intercettarli con un po' di... Se posso aggiungere una cosa da giornalista che si è occupato un po' di tempo di queste cose, forse io ho anche l'impressione che se uno ha un'idea non necessariamente deve diventare imprenditore di quell'idea, ne può diventare qualche cos'altro, cosa che ho anche un po' abusato dell'idea di imprenditore, no? Spiego cosa voglio dire. È proprio il concetto del fatto che l'imprenditore è colui che organizza i pezzi di produzione, cioè è colui che gestisce il capitale e fa funzionare le cose. Se io sono un grande creativo, non necessariamente devo diventare un imprenditore, no? Posso trovare qualcun altro che fa impresa con me, che è la persona che poi
fa l'imprenditore? Io magari sono il creativo e non necessariamente devo avere, perché io ho un po' l'impressione che nell'ansia di valorizzare le competenze e metterle sul mercato trasformiamo tutti in imprenditori, per cui anche dei bravi artigiani che sono grandissimi artigiani ma che non sono imprenditori. Su questo è pacifico che non tutti devono necessariamente diventare imprenditori in senso stretto, però nel momento in cui un giovane ha una grande idea e la vuole andare a proporre a un partner che lo deve finanziare, può essere o una banca o comunque un altro imprenditore del settore in cui si vuole impegnare, e quindi deve riuscire però a costruire un piano per vendergli questa idea, e quindi in quel momento è un imprenditore di se stesso. Poi i mezzi su come sviluppare questa idea o questa commissione dal punto di vista finanziario sono molteplici, assolutamente. Perfettamente d'accordo con questa interpretazione, però io volevo dare anche un po' di visibilità su quello che accade sul nostro territorio, che è quello che io conosco meglio, e vedendo la numerosità di studi stilistici presenti nell'area della via del Brenta che disegnano un po' per tutto il mondo, vedo che comunque ancora allievi che escono dalla scuola nel giro di 2 o 3 anni hanno la capacità o la possibilità di aprire, diciamo, delle attività in proprio, magari non sono proprio imprenditori ma comunque sono designer, progettisti, che poi si spendono in quelli che sono i mercati in via di sviluppo. Io immagino la Turchia come paese, diciamo, che sta sviluppando molto il settore calzaturiero, il Brasile, la Cina e altri posti dove i ragazzi che hanno presentato la mia scuola girano periodicamente o come designer o come tecnici modellisti o come altre tipologie di figure. Nel territorio poi sono nati molti, hanno trovato spazio per attività di servizio alle imprese, per cui alcune attività che le imprese fanno delle attività di progettazione design modellistica, però non riescono a coprire quelli che sono i tipi legati alle stagioni di moda, per cui si avvalgono moltissimo della collaborazione con gli studi esterni che praticamente vanno dal design, progettazione, alla modellistica, allo sviluppo caldo dei modelli, alla progettazione, quindi lo spazio per avviare delle imprese autonome nell'arco di qualche anno dopo aver finito, diciamo, quindi sono gli studi scolastici, esistono ancora oggi, nonostante il mondo sia in veloce. Buongiorno a tutti, io sono Sabrina, frequento l'Istituto Ruzza e vorrei fare una domanda. Allora, io voglio iscrivermi a un'università di moda o un'accademia e vorrei chiedervi se c'è bisogno di fare anche dei corsi di economia o comunque cosa fare, dove andare, se trasferirmi all'estero, cosa cercare per entrare nel mondo del business e magari aprire un'impresa. Grazie. Tante domande in una. Se tu dovessi rispondere a te stessa a queste domande, cosa senti dentro di te? Sabrina. Perché sono proprio sinceramente io insomma, ho intuizione, ho molti pensieri, però sono confusa perché voglio sia iscrivermi ad un'accademia, però vorrei anche saper gestire un'impresa e quindi iscrivermi all'università di economia. Quindi sono indecisa. Torno forse alla cosa che ho detto prima, però alla cosa in cui credo e che vi assicuro faccio il mio quotidiano e ogni anno mi vengo in discussione su questo è conoscere di più voi stessi, perché non chiedete agli altri, ad altri di rispondere a domande che voi dentro dovete sentire, nel senso che dovete avere fiducia in quello che sentite e scavare in fondo fino a quando trovate qualcosa di così forte che non potete resistere nel non farlo. Non vuole non essere evitare la risposta, ma vi assicuro che quando avrete raggiunto quello che ad oggi avete vissuto, perché la vostra famiglia, i vostri amici, i quelli che avete visto vi porteranno sicuramente a raggiungere, perché se lo volete fortemente lo raggiungerete. E direte, bene, adesso sono dirigente, ho fatto questo, disegno prodotti, ma non sono felice, non mi basta più quello che faccio. È meglio scoprirlo a 20 anni, non a 50, perché comunque un'altra cosa che voi avete l'opportunità di vivere insieme a noi è che il lavoro non sarà una cosa che terminerà con la pensione, per quanto ve lo siete già soggiornati.
Il lavoro sarà qualcosa che farete fino al giorno in cui al 10% lascerete questa vita. Per cui meglio che sia divertente, che sia coinvolgente e che dia significato al vostro quotidiano, perché non ci sarà mai un momento in cui lo smetterete di fare. La mia risposta a te, Sabrina, rispetto a quello che hai chiesto è: io non avrei dubbi, perché quello che vali tu lo vali non nel contesto del fare azienda, ma vale in un contesto internazionale. Quindi avere una cultura condivisa, come l'ho visto prima, cioè le aziende che funzionano nel mondo hanno persone di diversa cultura, cioè le persone divise in qua sono diverse volte a serie di è incredibile quel posto, ma quando entri dentro Bassano in quel posto tu non sei a Bassano, sei in una costruzione cosmopolita in cui ci sono delle persone stranissime che non sapresti atribuire se sono di Stoccolma, Londra, Berlino o Shanghai. Quello è il modello sociale di business che funziona e che funzionerà, perché non esistono micro-nicchie in cui fai una cosa così speciale che diventano più grossi, che fanno delle cose modernissime, cose che devono coprire un mondo molto grande e variegato. Quindi investi in ciò, diventerà il migliore, ma che avrà un valore a livello internazionale, non solamente per l'acquistato. Abbiamo altre domande? Buongiorno, io sono Cristina e sono laureata in Scienze allo UAB di Treviso. Ora mi occupo di un progetto di ricerca praticamente che vorrebbe valorizzare i magazzini aziendali del tessile e dell'abbigliamento attraverso un'unione tra le aziende e i nuovi designer e studenti. Ho pensato, come per attuare questa metodologia, di poter sviluppare una piattaforma web. Vorrei sapere sia se le aziende possono essere interessate a qualcosa di questo genere, che possa ovviamente essere anche per il loro competitivo, avere dei nuovi designer, dei nuovi giovani che possono utilizzare i loro materiali presenti nei magazzini, quindi di valorizzare dal punto di vista del design, e sia chi può aiutarmi per sviluppare una piattaforma web, nel senso che l'università ha dei problemi economici, le aziende non lo so come si potrebbe attuare, come si potrebbe sviluppare questa piattaforma, ed è davvero utile per le aziende oltre che per i designer. Per mostrare il materiale presente nei magazzini aziendali e sviluppare dei dialoghi vendere anche in stock agli studenti. Potrebbe essere anche un stoccaggio che non viene più fatto vincolato tramite tramite lo stoccaggio che poi arriva al negozio, ma uno stock direttamente ai designer o agli studenti. Con che scopo? Gli scopi sono uno di aiutare ovviamente i nuovi designer, di aiutare ovviamente gli studenti. Il secondo è quello ovviamente di apportare nuove figure che possono dare nuove idee alle aziende, che possono diventare ovviamente un patrimonio per l'azienda e eventualmente continuare delle collaborazioni che possono inoltre essere presentate a questa piattaforma web. Quindi collaborazioni, penso ad esempio una collaborazione del genere fa Yux, facendo il progetto Yux, quindi con collaborazioni spesso di materiali provenienti dalle aziende donate e poi mostrate su questa piattaforma web. Mi viene in mente che alcuni tentativi a volte si compiono magari all'interno dell'aggruppamento Moda di Confindustria Veneto, quando si dà il via a qualche fashion game o qualcosa del genere, in modo da mettere in contatto alcuni designer con le aziende e sviluppare qualcosa di innovativo. Sicuramente nel momento in cui c'è un dialogo molto forte fra le aziende che possono mettere a disposizione delle risorse anche importanti, perché alla fine mettere a disposizione alcuni metri di tessuto o altri materiali è un investimento molto limitato, e dei giovani invece che vogliono mettersi in gioco è sicuramente sempre molto vantaggioso. Il canale di comunicazione può avvenire attraverso appunto le associazioni di categoria, perché loro sono quelle che riescono a veicolare il messaggio che vuole portare il giovane creativo dentro a una platea di aziende molto ampia. Questo è secondo me un canale molto efficace. Altre domande? Su questo lato non c'è nessuna domanda. Abbiamo
10 minuti, vediamo di sfruttarli bene. Una domanda. Mi chiamo Jessica, frequento Ruzza. Volevo chiedere se cosa fare dopo le superiori. La domanda è cosa fare dopo le superiori. E dopo costruire un progetto per in qualche maniera fare quello che questo ti posso dire non conoscendo. Beh, prova a pensare a te fra 5 anni dove ti vedi, e quindi in base a quella risposta, a quella sensazione di proiezione che potresti avere sul tuo futuro, lì decidi. Tieni conto che nella vita comunque si studi sempre ogni santo giorno, che sia all'università o che sia in un altro posto, però ogni giorno devi metterti a studiare. Proiettati nei tuoi futuri 5 anni. 5 anni sarò lì, oppure vorrei essere lì, mi vedo lì. Si viene proprio da dirti questo per un'altra cosa, che una delle sentite molto parlare di coaching, una voce è un'altra, tutti parlano di coaching, perché? Chi è che non sa cos'è il coaching? È legittimo, magari ce lo dici che cos'è. Il coach sapete che in americano è l'allenatore, ma è qualcuno che voi ascoltate per farvi un assessment e per aiutarvi a distinguere le vostre capacità dai vostri dati di miglioramento, per investire le vostre capacità, ma anche lavorare per mostrare questi atti di miglioramento possano essere. È una voce molto diffusa adesso, perché noi non nativi digitali, nati e cresciuti con l'idea che tu studia, laurea, ti prendi una laurea, vedrai che un lavoro, non avrai un'azienda, lavori per tutta la vita. Abbiamo imparato nel nostro percorso che questa cosa non solo era vera, è stata vera negli anni 60, forse 70, ma dagli 80 avanti poi non è stata più vera. Però abbiamo avuto un ciclo economico di crescita in Italia, per cui in modo la borsa è trovata. Quindi la domanda che ti poni, è la domanda che io mi sono posto all'inizio di quest'anno. Che cosa faccio quest'anno? Per cui, per dire, nel mio caso, ho cicli di 2 o 3 anni, investo personalmente in qualcosa che io non conosca e che possa riguardare a me, quindi per più personalità del mio giudizio, che io voglio vedere in faccia tutti i 7 anni, tutti i 3 anni, ancora tu non ci sei qua. Queste sono le tue caratteristiche della personalità, queste sono le cose che possono funzionare, perché dalla consapevolezza della quali i tuoi punti di forza, i tuoi punti di debolezza, che poi leggendo qualcosa, seguendo una trasmissione, guardando qualcosa che riguarda cosa accade nel mondo, dice, ma sai che questa cosa forse è quella su cui mi sento propenso, e andare in quella direzione. Di sicuro non mi deve dirci l'università, perché il papà o la mamma mi ha detto qui a scuola all'università. No way, piuttosto fate un anno in giro per il mondo, in cui andate a fare i camerieri, o andate a guadagnare da vivere e vedete cosa gira in giro per il mondo. Noterete che il vostro sguardo si è aperto, perché lo sguardo aperto e il cuore acceso sarà il motore con cui le persone funzionano. Intanto imparate avete sentito come il fashion, il marketing, la comunicazione, l'economia parli inglese, per cui dall'inizio dalle 10 credo che sentite terminologie inglesi continuamente, e quindi intanto questo purtroppo la scuola italiana io credo abbia veramente un grosso problema di metodo nell'insegnamento dell'inglese, perché io dico sempre che non è possibile che gli studenti di qualsiasi paese del nord Europa alla loro età sanno già parlare l'inglese perfettamente e i nostri no, perché adesso poi esistono l'inglese tra le scuole primarie. Quindi probabilmente la scuola italiana ha un problema di metodo nell'insegnamento, quindi qua sta a voi. Noi per nominato il fashion game abbiamo dato una lezione con le classi in questa bellissima competizione. E la prima cosa che io ho detto ai ragazzi la settimana scorsa è: ricordatevi che il fashion parla inglese, per cui voi dovete dare un nome alla vostra squadra, un nome al brand, cioè deve essere tutto in inglese. Il progetto Africa non esiste più.
imparate? Una cosa che poi mi mente. Il mio cofondatore della società che ho aperto adesso ha 21 anni. La persona che ha avuto l'idea è un studente di 21 anni che ha visto velocemente questa cosa mentre era all'estero e il professore gli ha detto: ma guarda che le celebrities stanno guadagnando facendo dell'attività in rete e parlando delle aziende, perché non provi a cambiare il giro per il mondo? Poi è tornato in Italia, si è messo a cercare, è venuto fuori questa idea, poi ci siamo conosciuti per tante persone, ma io ho 21 anni. Lo dico per questo, perché evidentemente bisogna avere il coraggio di avere un'idea e provarci, perché poi provandoci, se si mettono dentro l'impresa, si trovano le persone con cui si trovano a mano e si sono competenze. Ma questo ragazzo di 21 anni parla italiano, inglese, spagnolo, portoghese e sta studiando il cinese e l'indi. Non è di New York, è di Verona. Quindi queste sono le dinamiche su cui bisogna mettere in moto e dire dove posso migliorare. Perché i ragazzi che stanno in Cina, da altre parti, cinese, inglese, probabilmente francese, e gli interessa più italiano perché è un italiano che è normale, perché questi bel rumori magari mangiano la pasta più divertente. E questo che gli dico, dovete pensare a quello che dentro di voi dovete investire. Sì, prego. L'unica cosa che volevo aggiungere è che capisco che magari non possa sentirsi indeciso con quello che avete detto, non chiedere. Alla fine prendete la posizione, non potrete mai sapere se è quella giusta o se non è quella giusta perché non la intraprendete. Prendete la compasione, datevi una scadenza online, dobbiamo parlare inglese. Se entro con la scadenza non avete potuto però è molto meglio prendere una decisione rendendosi conto che non è quella giusta, che comunque si è fatto, che non decidere. Uno dei modi più importanti che le università americane più innovative, tipo Singularity Hub, tipo altre che stanno facendo nella valle dicono è: sbaglia presto e sbaglia tanto, ma sbaglia. Solo questo può poi maturare la forza per dire tanto bisogna sempre provarci, perché se non provate rimarrete in una bolla di comfort zone. E guarda caso che solo aumentando la comfort zone, che facendo fatica, e si aumenta la comfort zone. Sapete cos'è la comfort zone? La comfort zone è tutto ciò che voi fate senza sentire nessun rischio. Quello che vi viene facile, che non avete bisogno che non vi mette in discussione. Per me è parlare in pubblico, magari per voi parlare qua sopra, no, non lo è, ma io non è che vi assicuro che sono nato così. A forza di parlare mi sono messo in discussione. La comfort zone mi piace immaginare come una bolla interdimensionale che è qualcosa che ti fa star bene finché la toccate. E quando mettete fuori la manina di quella, dice: ma caspita, è freddo là fuori, oh, è caldo là fuori. Però se piano piano questa bolla si dilata, facendo una cosa che prima non facevo, improvvisamente divento competente. Esperienza, si lascia da esperire, in italiano in questo senso. Esperire è provare, come Roberto Benigni nel film, provare. E così cresce la vostra possibilità. Addirittura due domande. Scusate, aspetta, facciamo così, raccogliamo tutte le domande e rispondete. Poi c'era forse anche la dottoressa Sacca che voleva aggiungere una cosa, e adesso raccogliamo le domande e poi partiamo dalla risposta della dottoressa Sacca sulla domanda precedente. Io volevo chiedere, dopo i 5 anni di superiori, è meglio un'accademia privata o un'università pubblica? Un'altra domanda? Buongiorno, sono Nadia, faccio l'ITS Cosmo e credo che le vostre parole siano molto belle, nel senso studiate, fate, brigate, ma io ascolto molto volentieri, nel senso spesso i telegiornali parlando con i miei genitori, ma le aziende italiane stanno davvero puntando sui giovani, nel senso io adesso sono all'ultimo anno, tra 6 mesi dovrei cominciare a lavorare se Dio vuole, ho mandato sì e no una ventina di curriculum in giro, sto già facendo la stagista sottopagata, come parlerò allora,
e neanche un'azienda si è degnata di non darmi una risposta. Quindi tutta questa cosa di dire studiate, fate, brigate, ma in verità l'Italia per noi giovani non sta facendo niente. E questo è il problema delle aziende, cioè c'è poco da... Perché voi ormai avete tutto il lavoro, siete comunque persone con una certa, siete importanti, in un'azienda perché è una figura professionale, eccetera. Io ho 20 anni, ok, esperienze di lavoro, alcune come stagista, quindi niente in verità. Però veramente io dico, in Italia cosa faccio? Cioè l'unica cosa che mi da dire è imparare l'inglese, sì, non per andare via, perché qui in Italia non fai niente. No, raccogliamo anche la terza. Carla. Voi chiaramente ci dite che è molto importante la tecnologia e tutto quello che riguarda il computer, il CAD, eccetera. È possibile ovviamente comprare attraverso internet, solo che molte persone non lo fanno, soprattutto molti di noi, perché comunque preferiscono ancora provarsi le cose, vedere, toccarle, e anche perché le taglie molto spesso non corrispondono a quello che effettivamente si scritto nei siti. C'è un modo per integrare i vari siti internet ai negozi e comunque per fare differenziare le due cose? Allora, dobbiamo una risposta con un'aggiunta ancora della dottoressa Saccà. Poi c'è la prima domanda, la seconda domanda, ne abbiamo un po' di pausa. Un percorso di crescita in qualcosa, ma poi comunque si cambia. Nella nostra stessa azienda abbiamo sempre di persone che hanno lavorato per anni in urlatura o nel taglio e poi hanno fatto il corso al Politecnico e sono passati al reparto modelleria, così come esempi di persone che dal montaggio sono passati a lavorare nelle delle strutture. Quindi in realtà questo un'azienda lo permette di fare, soprattutto quando investe sulle persone, come nel nostro caso in cui abbiamo investito su alcuni giovani che poi nel corso del tempo da un mestiere inizialmente più artigianale, su componenti di manualità, sono poi passati a lavorare molto con la tecnologia, come nel caso dei modellisti con il CAD, o piuttosto in mestieri. Allora, chi risponde su... Scusate, sulla nota di servizio abbiamo purtroppo ricordo che dobbiamo tra un po' chiudere questo convegno perché abbiamo delle visite organizzate, c'è un problema di pullman, alcune classi, abbiamo degli orari, per cui facciamo un po' un tavolo di chiusura, ci prendiamo il tempo e poi in qualche modo vediamo. Perfetto. La domanda sull'accademia pubblica e privata, chi vuole rispondere? Sull'università pubblica o privata? Prendo io questa responsabilità, se no sono fuori dal pubblico componente. Un'altra cosa che avete detto, dovete avere paura di parlare in faccia alla realtà. E la realtà è che in alcune situazioni una carriera privata o un'istituzione privata ha più risorse per fare queste cose piuttosto che la scuola pubblica. La mia non è un giudizio di merito, perché ho una grandissima reazione per chi fa il mestiere di insegnante o di docente in una scuola e lo fa perché lo sente e ci crede. È vocazione. Quindi per la domanda migliore di te è informati, trovi che di nuovo ho messo un percorso di decisione personale. Tu dovessi comprare un bene, comprarti una macchina, comprarti la prossima cosa importante della tua vita, lo faresti domandando a più persone che tu conosci dell'una e dell'altra cosa. Chi ne ha parlato, se c'è un blog mi ha pensato di questo, chi sono le persone che conosci, che sono uscite dall'una e dall'altra, che esperienze hanno, ma informati per prendere una decisione, questa è un'altra cosa quotidiana. In merito al microfono tu non so se l'hai detto. Nadia. Sarà che ho lavorato tanti anni con un'azienda americana, forse ho assorbito molto il loro modo di pensare e di vedere. Però se tu fossi in Stati Uniti avresti due cose. Intanto la bandiera. Gli americani sono un popolo pazzesco perché sono veramente delle passate capre culturalmente in gran parte delle cose, ma davanti alla bandiera e al United States of America e l'inno non c'è questione per nessuno, quindi l'orgoglio di essere qualcosa.
Guarda che l'orgoglio di essere qualcosa, lei o ce l'avete dentro o non ce l'avete. La bandiera poi ha avuto anche dei grandi presidenti, uno di questi è stato John Fitzgerald Kennedy, ed è famosissima una frase dove ha detto: prima di domandarti cosa può fare l'America, perfetto, domanda più cosa può fare per l'America. Quindi il cambiamento è in ognuno di noi. A nessuno piace, perché non voglio aprire la questione politica, non è questa la sede, né mi diverte parlare. Però il concetto è che le nazioni hanno sempre dei governanti che riflettono come sono fatte. E la bellezza del fatto che non ci sono più confini è che ognuno può scegliere qual è la nazione in cui si sente a casa sua. Ma se uno decide di stare in una nazione, la cittadinanza è un'altra cosa che uno deve, se voi avete seguite Casaleggio non per la parte sulle stelle, ma per quello che lui scrive come libri o Gaia come modello, l'evoluzione della democrazia passerà fortemente tramite il coinvolgimento dei cittadini digitali. L'evoluzione delle aziende passerà fortemente nell'intercettare il più velocemente possibile, chiedendo ai loro clienti dove vogliono andare, quali sono le loro passioni per creare dei prodotti che li soddisfano. E in questo senso viene a dire quindi il cambiamento parte da me, parte da te, parte da ognuno di noi se vogliamo che le cose cambino. Ma dobbiamo sentirlo dentro di noi. E il modo in cui guardiamo la realtà attorno a noi condiziona il nostro animo e condiziona il modo in cui facciamo una cosa. Per cui, permettimi di dire, hai mandato 20 curriculum e non te li sposto nessuno e sei sottopagato. Tesoro, si chiama gavetta e la vita mette sempre davanti a te le difficoltà per misurare la tua volontà. Però, devo rispondere, lei ha 20 anni, io ne ho 30 e questa gavetta non finisce più. Io sono andato a fare fortunatamente quel colloquio è andato, hanno preso una ragazza che aveva più esperienza, però il fatto è che qui non c'è neanche la risposta. Cioè, quella è la sua domanda: perché io invio curriculum se le aziende poi non mi prendono neanche in considerazione? Quindi lei può dire, può dire è la gavetta, però ci sono persone che hanno, io per primo, 30 anni e questa gavetta non vedono più la fine. Cioè, sì, però la crisi, gli errori. È solo una risposta. No, io sono d'accordo, sono convinto che sia così, è oggettivo. Dopodiché questo è il mare in cui nuotiamo. Il mio mestiere è finito. Cioè, questa cosa che vi ho detto prima all'inizio sulla pubblicità vuol dire che il mio mestiere deve ritrovarsi nelle altre fonti di finanziamento. Intanto io faccio lo tutor al master dell'Università di Torino e ho 20 allievi a cui dico: non so dove andrete a finire. State spendendo dei soldi ma non so dove andrete a finire. E questa è onestà. No, ma io lo dico, non racconto male. Lo dico, il problema è che però, come dire, le cose che ci siamo detti non cambiano, Cioè, non è che hanno meno validità perché il contesto è più difficile, anzi, forse ne hanno di più. Quello che è fondamentale è capire che un aspetto è cambiare le cose, un aspetto è cambiare noi stessi. Dobbiamo fare tutte e due probabilmente. Cioè c'è un aspetto che riguarda la società in cui viviamo, il paese in cui viviamo, eccetera, eccetera, e ciascuno trarrà le valutazioni che intende trarre. C'è una cosa che dobbiamo fare per noi stessi ed è rafforzare le nostre competenze, essere più severi, avere più fiducia nelle nostre capacità, anche saper resistere di fronte agli schiaffi. Cioè, quando uno schiaffo ingiusto viene dato, io sto in piedi perché è ingiusto. Allora, questo per dire che purtroppo hai perfettamente ragione, la situazione è questa, però non sono cose che tolgono minimamente valore alle cose che abbiamo detto oggi. Io volevo soltanto dire una cosa: la situazione del contesto fuori purtroppo è questa per tutti, non per i giovani. Quindi l'Italia in questo momento non sta offrendo molte opportunità di lavoro. Se io oggi dovessi perdere il lavoro perché sono giovane, non mi dovrei facilmente male per l'Italia. Ma proprio perché viviamo nell'epoca della globalizzazione, a Londra non c'è questa difficoltà. Io lavoro con un'azienda tedesca, in Germania i giovani cambiano frequentemente lavoro. Quindi non vi sto dicendo dimenticate
fatto di essere italiani, però una professione si può iniziare a costruirla anche in una città che non sia in Italia. Oggi purtroppo è così, quando lui diceva all'inizio non esistono cattive professioni meglio, ma solo buono cattivo equipaggiamento. Io non posso cambiare il tempo che c'è fuori, ci vorrà tempo, ci vorrà molto tempo, ma noi dobbiamo trovare un escamotage che ci permetta di emergere da questa situazione. Io torno all'esempio degli Stati Uniti, perché se uno negli Stati Uniti nasce, probabilmente all'età di 50 anni ha già cambiato l'età 10 volte, ha fatto le superiori, le primarie in un posto, le secondarie in un altro, l'università in un altro ancora, perché loro nascono con DNA che sono io che, siccome voglio migliorarmi, vado dove le opportunità ci sono. Noi abbiamo avuto il culo, che siamo un po' il paese più bello del mondo, l'Italia, che però ha avuto come conseguenza che le persone si sono cristallizzate qua dentro. Ma di nuovo, se l'asset italiano è una parola nel mondo, vuol dire che noi dobbiamo essere cittadini del mondo e capire e testimoniarci e vivere altre realtà. Se rimaniamo qua, dobbiamo confrontarci con quello che c'è qua. Guardate cosa ha fatto la Cina, adesso quello che ha imparato qui sta riportando. Allora, una risposta delle gigantescate e ancora uno di voi, che mi dia una risposta alla domanda tecnica, no? Una risposta velocissima. Noi che stiamo parlando di moda e fashion, abbiamo di forse settori fortunati che in Italia hanno prospettive di crescita e di sviluppo. Io comunque continuo ad avere alle aziende richieste di professionali che si inseriscono nel mondo lavoro della moda. Quando sono andato in Cina, a Chengdu, che a Pechino, che a Shanghai, che delle aziende, ho trovato ex allievi della scuola o altri stilisti italiani che lavoravano in quelle aziende. Questo probabilmente è ancora un settore dove se investite, se vi impegnate, se avete passione, probabilmente un posto di lavoro forse lo trovate più facilmente in altri settori. C'è ancora da davanti alla sua domanda. La ripeti perché evidentemente c'è scappata di testa. E la domanda era riguardo all'acquistare attraverso internet e al come integrare l'acquisto attraverso internet con i negozi dove si vende, dove si va le persone. Salve a tutti, sono Loris, sono laureato in scienze della comunicazione a Padova. Volevo semplicemente sollevare un problema di comunicazione su quanto riguarda quella che è la risposta che viene data a chi si candida per una posizione. Secondo me il fatto di non ricevere una risposta da parte del candidato è sottovalutare il fatto che l'azienda come sistema aperto e che dovrebbe comunque assolvere a delle direttive di marketing multicanale non considera, non dando una risposta, ma considera il candidato come uno stakeholder, cioè non gli viene data una risposta e quindi anziché diventare un sistema aperto si fa un sistema chiuso. Perché questo? Domanda praticamente che pongo dal punto di vista della comunicazione, cioè di dare una risposta a un possibile candidato che comunque vuol dire che ha preso in considerazione l'azienda come cliente o comunque ne vuole fare parte, e non è una forma di azienda che si chiude e che non vuole dialogare con una possibile risorsa da inserire all'interno dell'azienda stessa, cioè che figura fa a livello di comunicazione con un candidato che non riceve una risposta e che vuole aprire un punto di dialogo con l'azienda stessa? I volumi delle candidature, soprattutto per alcune aziende, sono talmente alti che veramente diventa impossibile riuscire a dare una risposta personalizzata a tutti, ed è il motivo per cui magari molte aziende utilizzano dei software che ricevono comunque queste candidature e mandano delle risposte automatiche che danno la conferma della ricezione del curriculum. Quindi le aziende non sono in grado di processare questi volumi così alti di candidature ricevute e in genere contattano solo le persone che sono ritenute di interesse. Poi chiaramente ogni azienda ha un modo per dialogare, incontrare i potenziali candidati, insomma, noi partecipiamo a vari career day ogni anno di università proprio per essere veramente faccia a faccia con i giovani e poter parlare con loro e dialogare. Quindi cerchiamo altre modalità, diciamo, di incontro. E poi dipende anche dai sistemi, per esempio adesso le aziende utilizzano molto con la ricerca diretta LinkedIn e tramite LinkedIn riusciamo comunque a dialogare molto con i candidati e a dare anche delle risposte più immediate, che non so se
c'è un network professionale in cui si mette il proprio profilo, il proprio curriculum, e che le aziende, vi assicuro, stanno utilizzando moltissimo nelle ricerche dirette. Allora, l'ultima risposta da Massimiliano Rosego e poi ci salutiamo. Allora, io per attinenza rispondo alla domanda sull'e-commerce. Dal mio punto di vista e per l'esperienza che ho, ci sono una serie di fattori che dobbiamo considerare. Il primo è il fatto che, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della moda, c'è una forte componente di feeling, di sensazione con il prodotto. Cosa significa questo? Che io posso vedere un prodotto online, posso avere la descrizione più precisa e perfetta di quella che è la taglia, posso ordinare, mi arriva, me lo provo, non mi piace, non mi piace. La classica cosa per cui tendenzialmente quando si va a fare shopping si va con i propri amici, con i propri familiari, via dicendo, perché c'è bisogno di una specie di... Quindi sostanzialmente per quanto riguarda l'e-commerce ci sarà sempre di più confidenza del consumatore nell'acquisto, ci sarà la normale procedura di ratio, lo chiamo normale perché tutti i più grossi player, qualcuno prima ha citato Yux e tutti gli altri, ormai sanno più o meno quant'è la metrica del prodotto che ritorna indietro, per mille motivi, senza andare a indagare il fatto che non sia esattamente conforme oppure abbia un centimetro in meno in alcuni punti rispetto a quello che non si aspetterebbe. Però io credo che la domanda vada posta in maniera un po' più ampia, nel senso che l'e-commerce è il punto finale di un processo di selezione di un prodotto e il punto solo dell'acquisto. Credo che come sta lentamente emergendo con i nuovi social, ad esempio con Pinterest, capiterà che ciascuno di noi vedrà un prodotto, magari farà una fotografia, lo posterà sul suo Pinterest piuttosto che sul suo Facebook e riceverà dei feedback da quelli che sono i suoi amici o in un futuro probabilmente anche da quelli che saranno i commessi nel domani di un negozio. E poi ci sarà la parte di integrazione direttamente nello store di quel negozio piuttosto che la ricerca del prodotto dove questo è disponibile. E da questo punto di vista mi sento di dire anche che per la questione sollevata prima delle famose Nike, che qua ci sono solo in bianco e nero, sì, è un problema nel negozio fisico, perché io magari mi trovo le scarpe e mi piacciono come calzata, ma le trovo solo bianche e non mi piacciono in bianco. Però di fatto mi basta a quel punto collegarmi online, il modello lo so, il produttore lo so, e posso ordinarle dove più mi piace, dalla Germania e dalla Francia, dove fanno la ragione viola, per esempio. Questo abbatterà le barriere da un lato, però sul tempo. Grazie.